signori, ben ritornati all'altra domenica. Intanto GP ci raggiunge subito, i nostri modelli si sono cambiati e ben presto li vedrete. Ma come ci raggiunge? Non ce ne siamo sbarazzati, Eva? Ah, io speravo che ci raggiungesse. Come speravi che ci raggiungesse? Vabbè, allora facciamo festa. Sai come si dice quando il gatto non c'è, i topi ballano? Sì, esatto. Dai, intanto ci divertiamo. E i nostri modelli sono pronti? Per sfilare? Per la sfilata? Dobbiamo Non si sa, presentarli. qua manca Non si GP, sa, va tutto non si così. sa. Io sono dietro le quinte perché sono a vedere delle cose bellissime, devo controllare. Si chiama controllo qualità. Sì, certo. E cosa te ne pare? Meno male non c'è Riccardo. Qual è il tuo giudizio, GP? No, nel frattempo, se Luigi e Alberto si accomodano, facendo il giro per di là però, per cortesia. Di qua? Sì, dall'altra parte, no di là, dall'altra parte. Luigi Luigi è partito ormai. Arrivederci. Benissimo. L'importante è arrivare alla meta, non Luigi, importa il viaggio. Alberto, Luigi Bigotte, Alberto, aiutami Omar. Alberto Medeotto. Alberto Medeotto. Neanche la ruspa come che ha detto la prima. Benissimo. Allora, anche l'uomo è un bel vedere, anche Riccardo è un bel vedere. Chiedo a te, è un bel Scusa, vedere Riccardo. GP. Certo. Sì. Io avrei preparato un omaggio per gli ultimi ospiti che hai presentato. No, dai. È carnevale, sai che io li adoro. Li adoro anche perché appunto Allora, appena sono naturalmente arrivati. Luigi Alberto è uno scherzo, quindi adesso prendetelo come scherzo ovviamente. Sì, perché- è uno scherzo che ho voluto fare a loro, spero possano Ecco, è apprezzare. colpa della Gemma, sappiate che io non c'entro niente, quindi prendetela con la MILF. No, ma che milf! Allora, ci sono. non è che dobbiamo prepararci a scappare. No, Anche perché lì sei incastrato Alberto, devi non vai da nessuna parte. no, perché loro sono così simpatici, così divertenti che mi ricordano due miti della televisione di tanti anni fa. Dei Non cartoni tanti anni fa, Dei cartoni animati, eccoli qua, erano in Muppet e questi erano sempre in teatro, che mi assomigliano un po'. No, vabbè. Beh, c'è I baffi sono un qualcosa. pochettino troppo. Sì, però insomma adesso sono simpatici, Sì, molto Sì, molto poi loro commentavano, no? Proprio come loro due. Certo, non commentavano le partite. sì, però- esatto, loro commentavano lo spettacolo del Muppet Show, esatto. Sì, e quindi siccome sono così simpatici questi due, li ho voluti paragonare, mi sono venuti in mente. Spero non vi siate offesi. Grazie Gemma. Ecco. Perché Ve la era un prendete con complimento. Ci Nel smettiamo di frattempo più. abbiamo questa, quindi tu ci fai uno sottofondo musicale appropriato, Sì, cioè perché nei Muppet c'era tutto, c'era Cane che era pianista, c'era Zod che era sassofonista. c'era Kerry che faceva. Tu sei Siamo al Kerry? completo, siamo al completo. Allora, vediamo questa prima uscita di abiti bellissimi di Marica Moda, sono abiti da sera, no? Correggetemi Di se vero sono sbaglio. splendidi. Io devo dire che mi viene un minimo di infarto, Mamma mia. a vedere Riccardo chiaramente. Allora, prego Sonia, Eleonora e Riccardo, la prima uscita di questi bellissimi abiti, prego. Fermatevi pure davanti alla telecamera e fate vedere gli abiti. Beh, Ma non me ne regali uno così? uno di quelli lì. Non so se in banca mi danno un mutuo abbastanza alto per poterti regalare questi bellissimi abiti. Allora adesso Non ci magari sono più gli uomini di una volta, Ma Gemma. io sono uno di quelli di una volta, ma Omar, Facciamo stai dei bene? regali. Sei uno di una volta. No. Evito commenti. Sentiamo se Omar sta bene, sì. Ma io sono Siamo perfettamente a qua. mio agio. Tutti e due Omar, anche tu. Marco, tutto a posto? Benissimo. Benissimo. Presidente? Devo dire la verità, magnifici, guarda. Magnifici. magnifici. Sentiamo anche Maurizio. Giudizio Maurizio? No, ho sbagliato il nome. Massimo, scusa. Cosa ne dici? Stupendo. Non di Riccardo, ovviamente. Thomas, Alex, cosa dite? Vi piacciono questi vestiti? Molto belli. Molto belli, vedi? A Bruno starebbe bene secondo me il vestito di Riccardo. Un po' più espanso però. Allora un applauso naturalmente a Marica Mode e ovviamente a Sonia, Eleonora e Riccardo. Grazie, potete accomodarvi. Allora, continuiamo col gioco, perché dobbiamo che tantissima gente giochi oggi, perché sono due partite, secondo me, abbastanza facili da indovinare. E poi spiego il motivo. Allora, rivediamo le partite del gioco l'1x2, vediamo... Milan, Cagliari e Sì, e Udinese Udinese. Atalanta. Scusatemi. Milan, Cagliari, Udinese Atalanta, perfetto. Invertiamo, ok, Sì. il gioco dell'1x2, Milan-Atalanta e Udinese-Cagliari. Ecco. E se indovinate appunto i risultati di queste due partite vi porterete a casa 6 bottiglie Nel frattempo, all'etichetta Pascià. in Serie D, già primo risultato che cambia, i biancoscudati vanno in vantaggio sul Montebelluna, quindi i biancoscudati
1, Padova naturalmente, Montebello 1-0. Gemma? Anche in eccellenza c'è già un cambiamento, Vesna Torre 1-0. Vesna torna 1-0, quindi il Vesna ricomincia dopo 4-5 sconfitte consecutive. Ma adesso la cosa importante, Giovanni, è che dietro cominciano a pedalare, nel senso che sono quelle che devono fare i punti per salvarsi, e come abbiamo visto la classifica, se non sbaglio ci sono circa 8 punti tra la terzultima e diciamo quello della parte destra. Ecco, vediamo la Sono 8 classifica punti, dell'eccellenza se non per ricordo cortesia da male. regia, grazie. Così Omar, ecco. Ecco, vediamo che c'è lo Zaula e Rabuiese. Ah, che bello, che per forza sono costretto. No, come dice Gemma, non ci vedi come me. Vedi? Non ci vedi come me. È in una 4 scusa per terzi, avvicinarsi no, diciamo, a c'è- Aspetta che Eleonora. vado anch'io per vedere meglio da questa Zaula è parte a qua. 16, Zaula è 16 e il Tolmezzo insieme al 13° a 23. Chiaramente, come ho detto, sono 4 più, sono 7 punti di differenza, ho detto 7-8 punti che si possono recuperare tranquillamente. Dunque adesso dovranno fare fieno in cascina per cercare di uscire dalle sabbie mobili, perché stai un attimo a cascare dentro in quel calderone che poi ti può far retrocedere. Scusa ormai l'Ol3 che è fuori dai giochi, Vabbè, secondo ma me, si sapeva, però quello. dal Torre al Tolmezzo e con il 13° è tutto da giocare in chiave salvezza. Certo, allora ritorniamo sul gioco perché adesso come abbiamo fatto domenica No. scorsa. No, sapevo io. No. No, perché Oggi ci manca... Gemma è- Non devi dire Allora, quelle tre parole. Oggi Gemma, per chi non ci guarda. RVM, qui, Sì. torniamo indietro, grazie Rewind. Dicevo, oggi Gemma è in versione come Spacca possiamo maroni, dire, cioè più o meno come solito. non solo, Sì. ma è una sorta di diciamo capo spirituale all'interno del nostro harem, Aug. dove quando lei batte il tacco noi dobbiamo stare sull'attenti e dire signor sì. Mario, cosa sta dicendo? Sono fuori, guarda la vicinanza di queste persone. Non ho capito Omar, ma lo ringrazio perché mi sembra sia dalla mia parte No, oggi. io ho capito invece, perché se voi ricordate bene in diretta, prima di Natale, Gemma, cioè proprio sfacciatamente, aveva detto che te la darà. Aspetta, l'informazione, era un'informazione. Allora GP oggi mi ha detto perché non accenni quella... Tu dimmi quando diceva lui, no? A posto siamo. Quindi- Allora, caro GP, ci manca un collegamento molto importante per oggi e finalmente è con noi buonasera. Pier Antonio Stella per parlarci di Sacilese Triestina. E allora intanto vediamo subito con Pier Antonio da Sacile dal 25 aprile, sono passati 23 minuti dall'inizio del primo tempo. Com'è la situazione, Pier Antonio? Giovanni, buongiorno a te e ovviamente a tutti i tuoi ospiti qui a Sacile 0-0 dopo 23 minuti del primo tempo. Una giornata ideale per vedere uno spettacolo come ci si augura qui allo stadio 25 aprile di Sacile. C'è la Triestina, ci sono i suoi tifosi, circa 200-250 seduti nelle tribune di fronte alla diciamo, tribuna centrale dell'impianto liventino. Buona anche la risposta del pubblico locale, in attesa ovviamente di sapere i dati ufficiali sull'affluenza di oggi. Il risultato è ancora di 0-0, una partita che per il momento sta vedendo due squadre lottare soprattutto a centrocampo, si stanno ancora studiando sia la formazione di Zironelli che quella di Ferrazzoli, e per cui con la prima preoccupazione in questo momento è soprattutto non sbilanciarsi troppo. Pericoloso alla Triestina dopo 3 minuti dal fischio d'inizio con un imperioso colpo di testa di Luca Piscopo e che Baggio ha salvato provvidenzialmente sulla linea di porta. Ha provato a rispondere la Sacilese proprio pochi minuti fa con un diagonale potente di Spagnoli che è stato preda di Piero a terra. Per il resto non si sono vissute particolari emozioni, c'è da segnalare in panchina la presenza dell'ultimo acquisto sacilese, il difensore senegalese Hassan Boub, classe 90, importanti ovviamente i rientri per Zironelli di Beccia, Baggio, Manucci, tutte assenze che domenica scorsa a Monrupino col Crassa avevano pesato e molto, influendo forse anche in maniera decisiva sulla sconfitta della squadra di Zironelli. Perfetto, grazie mille Pier Antonio, naturalmente sempre collegati con Sacile per vedere questo derby Friul Giuliano, diciamo così, una città asburgica contro il Giardino della Serenissima, il posto dei dogi, no? Di Venezia. Perfetto, grazie Pier Antonio. Grazie a voi, a presto. Grazie mille, nel frattempo in Lega Pro è finita Arezzo Albino Leffe, brutte notizie per il Pordenone perché l'Albino Leffe è andato a vincere ad Arezzo per 1-0 e torna a sorpassare
il Pordenone nella classifica di Lega Pro, il Pordenone di nuovo ultimo a 12 punti, l'Albino Lefe va a 13 dopo la brutta sconfitta di ieri a Venezia del Pordenone, ovvero il Pordenone ha giocato benissimo, solo che nel pallone, caro Omar, la palla bisogna buttarla dentro, primo tempo 3 palle gol per il Pordenone, 0 gol, e invece il secondo tempo il Venezia le ha buttate dentro. Gemma! Sì, tu volevi dire che c'era il gioco, invece no, perché c'è il nostro Roby Visintin. Quindi primo cambiamento, andiamo a Monfalcone, vediamo cosa succede. Prego Roberto. Vi comunico che stiamo vincendo 1-0, rete di testa di Miraglia su cross di Martincic. Bel gol, bella partita fino adesso, stanno giocando bene tutte e due le squadre. L'unica cosa, mi sembra l'arbitro stia scontentando un po' tutti con decisioni quantomeno discutibili da entrambe le parti, però devo dirlo. Quindi, posso dire una cosa che esula un po' dal calcio? Sì. Si sente che martedì vai a fare gli esami, eh? Sì, ma io ho cominciato oggi la dieta, io l'ho cominciata 6 mesi fa. Roberto, c'è un amico che vuole salutarti dallo studio. Ciao Roberto. D'accordo a voi, ciao. Ciao. Non ha sentito perché non ha c'è sentito, qualche azione, ma abbiamo rifaremo dopo. altri collegamenti. Allora, come dicevo, torniamo sul gioco perché è molto importante, in quanto da qualche domenica nessuno sta più vincendo le bottiglie di vino e tocca berle a noi, no? Allora, per farci del bene alla nostra salute, dovete vincerle, perché sennò alla fine, come domenica scorsa, ce le scogliamo in studio. Allora, le partite, rivediamo le partite di questo pomeriggio per gioco 1x2 che sono Milan, Atalanta e Udinese, Cagliari. Scusa GP? Sì? No, appunto volevi giocare, ma ci sarebbe un altro cambiamento. Sta succedendo di tutto, non è bellissimo. importante, perché Sì. non è, ci dice Giorgio Pignat cosa sta succedendo a Tamai, ma non è No, a assolutamente Belluno, importante. andiamo a vedere se c'è la sorpresa. A te Giorgio! Sì, c'è il vantaggio del Tamai con Federico Furlan, tanto Belluno, poco Tamai, però il primo tiro in porta abbiamo segnato. Dai. L'importante Giorgio, stavamo parlando del Pordenone di ieri, no? Della partita di ieri pomeriggio, l'importante è buttarla dentro, quindi bravissimo, esatto. Il gioco del calcio è quello alla fine, no? Senza tante chiacchiere. Speriamo che la squadra tenga, perché c'è l'abbandono di Stefano De Agostini anche oggi, che dobbiamo riportarlo in ospedale perché è pieno di dolori, allora. Ma è lì a Belluno addirittura? Sì, adesso lo portiamo. Mi dispiace molto non ce l'ha fatta neanche oggi. Ecco, mi dispiace molto e fargli tutti i nostri migliori auguri, sai, di tutti noi qua dell'altro domenica. Grazie. Perfetto, Grazie. nel frattempo comunque bella notizia, quindi il Tamai va in vantaggio a Belluno per 1-0. Grazie a Furlan che domenica scorsa, ricordiamo, mancava. Stanno scendendo in campo le formazioni ad Udine, Udinese, Cagliari. Come gioca l'Udinese, Omar? Col solito 3-5-1-1, nel senso che si schiererà con Karnezis tra i pali, Danilo e Piris sono i due difensori esterni centrali, Domizzi in posizione di libero, regista difensivo. Poi Alan, mediano davanti alla difesa, insieme a Bruno Fernandes e Koné, mentre i due esterni di centrocampo, Ertò e Gabriel Silva, davanti Terò e Di Natale. Ecco, allora, vediamo se... Perché ogni volta che io dico che si gioca, arriva un cambiamento, vediamo... Adesso vediamo di giocare, dare una notizia... Rigore! Come rigore? Così. È Stramaccionico, dobbiamo ancora cominciare. Allora, Sonia adesso ci dà i suoi pronostici, vediamo se porta bene a chi ci ascolta da casa. Milan-Atalanta, 1x o 2? 2, clamoroso a San Siro, anzi a Meazza. E Udinese-Cagliari? X. Invece Leonora? Milan-Atalanta? 1. E Udinese-Cagliari? X. Quindi tutte e due l'X portano gramma, eh? Sì. Oh no, forse portano bene, non vogliono gufare, no? Perché quando si dice... Scusa, visto che le chiamate in causa, c'è un messaggio per loro, dice: Leonora e Sonia, siete bellissime, da Filippo e Giovanni. Non sono io perché, guarda, sono non sprovvisto di telefonino, vedete, sono disarmato, quindi... Io aggiungerei che Sonia è la tipica bellezza che non consente al buio di essere buio. Ecco, benissimo. Mentre Eleonora la vedo come una bella corsa a due con la chiappa farfalle su un prato soleggiato. Dietro la farfalla è una cosa più così, più romantica. Ci sta anche il termine, è molto bucolica. Sì, comunque sono d'accordo, concordo. Il grande maestro Virgilio ci insegnava, Omar, no? Bucolico mi sembra. No, se poi voi fate i doppi sensi non è colpa mia. Comunque oggi siamo al top in trasmissione. Esatto. Ma scusa, io sono venuto qualche mese fa. Sì, ma io ho lasciato la trasmissione
trasmissione di un certo tipo, ma qua dovete andare in terza serata, non in seconda serata. Ma doppi sensi, terzi sensi, pieno di niente. Se la rompi male. Prego Gemma! Scusami, non è colpa mia se qua segnano tutti. Fortunatamente sono contenta però di questa cosa. C'è Pier Antonio Stella per noi. E allora vediamo cosa succede allo stadio 25 aprile a Sacile. Pier Antonio Stella, prego, Sacilese Triestina. Sì Giovanni, influsso positivo anche stavolta della trasmissione nei confronti della Sacilese in vantaggio con la Triestina, gol al 29esimo di Dario Sottovia, che ha raccolto di testa un cross morbido, perfetto, preciso di Beccia dalla sinistra e non ha fatto altro che, ripeto, depositarlo a pochi passi dal portiere Di Piero. Per cui quando siamo giunti adesso a poco più di mezz'ora dal primo tempo di questo attesissimo derby regionale tra Sacilese e Triestina, Sacilese in vantaggio 1-0, gol di Sottovia, da segnalare che questo è il 10° gol stagionale per Sottovia, che dunque raggiunge la doppia cifra qui al suo primo anno alla corte di mister Zirmelli. Benissimo, belle notizie per gli amici che seguono la Sacilese, grazie a Pier Antonio, naturalmente tutti i risultati, sì, altre variazioni subito in diretta ce le comunichi. Invece brutte notizie in Serie D arrivano per quanto riguarda le altre due squadre regionali, perché il Cras Repen è sotto a Legnago, quindi Legnago 1, Cras Repen 0, e bruttissime notizie da Mezzocorona, cara Gemma, perché il Fontana Fredda è sotto, Mezzocorona 1, Fontana Fredda 0. Non era quella brutta notizia che volevo darti io. È un'altra ulteriormente brutta. Ma sì, ma allora ha chiamato Robby, non l'ho tenuto in collegamento perché gli ho detto Robby Visintin, ho detto la prossima volta che mi chiami mi dici che passate in vantaggio, perché purtroppo la Manzanese ha pareggiato e quindi UFM Monfalcone e Manzanese sono 1-1. E poi c'è una precisazione per te, caro GP. Sì. Allora, domenica mancava Davide Furlan, non Federico Furlan. Lui giocava anche se domenica Altamai non era in campo. Saluti dal nostro amico Edo Di Bruniera, che ringraziamo, che è attentissimo. Scusami, purtroppo io sono informato per quello che riesco. Purtroppo sei vecchio e non ti ricordi le seguendo cose. 4 campionati di fila è un po' difficile seguirle un po' tutte, vero? Sì, ogni scusa è buona, No, non sono scuse. Dunque, cosa facciamo? Io direi che adesso io me ne vado a Casarsa, dove mi sembra che stia piovendo. Pensate, qua c'è il sole, a 35 km da qua piove. Allora mi teletrasporto, vado da una... Noi ci godiamo il sole. Esatto, io vado dalla mia solita splendida bionda, dalla Chiara, perché per dare un'ulteriore mano... Che ti sopporta, tra l'altro, mi sopporta tantissimo, vedrai come inizieremo questo collegamento, perché ho già in testa come fare. Che minchia. Per vedere, per dare una mano appunto agli amici che giocano all'1x2 con le quote di Milan-Atalanta e Udinese-Cagliari. Nel frattempo Udine è cominciata la partita, prego, io me ne vado a Casarsa. Ciao, ci vediamo dopo. Ciao. Allora, domenie di svot. Viene sempre domenie. Domenie di svot. Di svot? Ma col quarto? Di svot. Di svot. 1, 2, 3. C'è molto. Allora. C'è molto. Allora, Udinese, Cagliari. Aspetti che lo trovi. Devi da trovarlo prima, poi ti passi. Ah, che bello. Allora. Bellissimo. Ma che ora gioca? Alle 3, no? Sì. Ok. Signor... Al bluff? Al bluff. E noi si chiasiarsi. Chiasarci. Come scusa? I miei parenti a San Daniele dicono chiasarci. Ho capito. San Daniele. San Daniele, tu ci parli lato. Saluta. Ho girato anche lo schermo. Vedi che adesso ci vediamo. Mi staranno maledicendo. San Daniele. La chiocce. Sai dire la chiocce? Mio padre che è del friulano non lo sa dire. E che cos'è, scusa? Dovrebbe essere il ceppo dell'albero quando... Il ceppo dell'albero. Chiocce. Allora io qua al Pasciano di Casarsa, ciao da Casarsa ovviamente, ovviamente con la Chiara. È tornato il dentista, hai visto? È il dentista là. Magari dopo parte col trapano, no? Perché qua ci sono grandi lavori in corso, il Pasciano di Casarsa, dopo ce ne racconti.
Ma non li sappiamo neanche noi, sai, ti devo dire. Noi scopriamo di giorno in giorno, arriviamo a lavorare, vediamo pareti nuove. Allora, ovviamente siamo passati in Casarsa con Chiara per l'Umpardoi, visto che è tutto un forlanat. Devo dire che oggi sei molto carina perché sei in versione gatto, anzi gatta, con maglioncino peloso. Avevo le orecchie a casa, non lo potevi portarle e soprattutto... di tutto, soprattutto è un bellissimo colore bianco e nero, come la mia perla. La perla, la mia gatta. Scusami. E poi volevo dirti un'altra cosa, ma oggi fai anche un po' defusa, visto che sei gattinera. Sarebbe bello, no, sarebbe bello, però non Tu hai gatti a casa? No. Non hai gatti a casa? Attenzione, perché i miei genitori mi regalano. Bestie? Non vogliono. Hanno già te, scusa. No, c'è già mio papà, è diverso. Dai, ma no, papà, ciao papà della Chiara. Allora andiamo. Stia dormendo. Mentre guardo. Lo chiamo io. No. Allora domenica 18, intanto tutta la settimana partita ogni giorno, la Juve ha vinto 6-1, la Lazio ha vinto 3-1, poi chi ha giocato anche al Milan che ha vinto incredibilmente, che ha passato il turno di Coppa Italia. Esatto. Settimana prossima, cioè questa settimana che entra, c'è Napoli-Udinese di Coppa Italia, importantissimo, si gioca a Napoli, dentro o fuori. Come dentro? Cioè non è andata e ritorno, è dentro e fuori, cioè chi vince passa al quarto di finale di Coppa Italia. Stavo giocando in mezzo alla strada. Dentro e fuori. Giocando al San Paolo. Allora andiamo subito a vedere le partite di quest'oggi. La prima ovviamente è, anche se l'ordine alfabetico è il contrario, ma non importa, Udinese-Cagliari, vediamo cosa dice la SNAI. Allora, la SNAI sembra una roba strana, no? Staccai. Dio, non mi era mai venuta in mente questo. Che schifo. È Parfurlanga la SNAI, no? Allora, 2,05 l'Udinese. Quindi vittoria udinese 2,05. 2,05. Cioè, praticamente io gioco responsabilmente 10 euro, ne vinco 20,50. Esatto. L'importante non sono i 20, i 50 centesimi. A proposito, sono aumentate le sigarette. Assolutamente. Quindi ti serviranno per le sigarette. Le mie no. Le morbide. Non si può dire in televisione. Le morbide, ho detto. Le morbide. Le morbide. Ciao Lucia! A proposito di dentisti, no? Pareggio dell'Udinese. 3,30. Ecco, e invece vittoria del Cagliari. 3,70. Che il Cagliari, tra parentesi, ha in panchina chi? Come il nuovo allenatore. Chiellini. Chiellini l'ho visto l'altro giorno che giocava. Oh, però. Quanto bello è, quanto ti Mamma piace? mia, tantissimo. No, c'è l'ex pesa allenatore della squadra inglese dei Pozzo del Watford, ovvero sia Zola, nonché ex grande attaccante italiano. Quindi magari vengono a fare uno scherzetto a Udine, no? Zola. Ti ricordi? No. No, sono piccinina, io non mi ricordo. Ma tu eri già nata che lui giocava, non è? Lui ha 40, più giovane di me, quindi. Poi andiamo a vedere invece l'altra partita, abbiamo preso proprio il Milan, perché il Friuli Venezia Giulia in Veneto ci sono tanti milanisti. Che partita è? Milan? Atalanta. Beh insomma qua vediamo le quote, ma... Vabbè, però io non lo darei così scontata. Vedendo le performance del Milan ultimamente. No, questo è un altro discorso, no, però insomma sai, Milan... Allora, 1,50 la vittoria del Milan. 1,52, scusate. Ancora, 52 addirittura, 1,52. quindi vedi è ancora più bassa dell'Udinese. Ecco. Boh, sì. Pareggio 4. Sì. Vincete l'Atalanta. 6,50. 8.000. No, 6,50. Beh, se vuoi questa, 13. Chi ha 13? No, diamo anche il 13 che è da ridere. Platanias. Ah sì, Greca. Campionato belga. Greco. Ma anche là non vale, vabbè. Senti, ma se qualcuno... Ah no, intanto domenica scorsa non ha vinto nessuno, perché tutti giocavano... Nessuno aveva giocato il pareggio di Roma-Lazio, tutti avevano giocato che vinceva Roma-Lazio. Ma se io per sbaglio o un mio amico vince, che cosa vince? Perché oramai è tanto tempo che non ce lo ricordiamo. Allora, attenzione, udite. Le ultime settimane che ci sarà questo buonissimo Montepulciano d'Abruzzo. Specifichiamo d'Abruzzo, mi raccomando. Sì. Esatto. 3 bottiglie, non so se l'ho detto. 3. E dopo 3 bottiglie di Chardonnay. Calais Blanc. Blanc. Bene.
Allora, qui da Casarsa abbiamo finito con le quote e io vi invito a venire qua più tardi, ma anche subito, perché ci sono oggi pomeriggio Chiara e Lucia. E Lucia, siamo noi. Fino alle, siete qua? Fino alle 10. Fino alle 22. Perché dalle 14 alle 22 vi trovano qua. Ci salutiamo. Qualcos'altro da dire? No. Venite a vedere i cambiamenti. I grandi lavori, esatto. Allora, non ne parliamo. Venite a vedere i grandi lavori. Da soli. Sì, anche perché tu non sai. No, io li scopro con voi giorno per giorno. Io qualcosa so, ma non dico. Ecco. Ti faranno sgambettare un po' di più. Ecco, dai, che novità! No. Ciao, ciao, ciao. Sì, perché ti fanno la sera nuova. Buon pomeriggio, rieccoci qua l'altra domenica assieme a GP. Ecco, sono tornato, là piove, qua no, per fortuna. Sì. Allora, io so che abbiamo un collegamento importantissimo, però una notizia clamorosa da Belluno, perché il Tamai ha raddoppiato con Sellan, quindi Belluno 0, Tamai 2, incredibile. E adesso dove andiamo? Andiamo a Mezzo Corona. Che si trova in? A metà Corona. A metà Corona, perfetto. Cioè, devo sempre dire le stesse cose. Vicino a Mezzo Lombardo, hai visto? E allora Maurizio Mazzon, boom boom! Era iniziata non nel miglior modo perché avevamo subito il vantaggio del Mezzo Corona al 23esimo, poi complice anche magari un po' di pochezza di questa squadra perché è stato magari di lotta di decisione, ma penso che oggi per loro giochino 9 fuori quota. Quindi abbiamo prima pareggiato e adesso sul calcio di rigore siamo andati in vantaggio contro l'Inter. Ah, quindi in vantaggio adesso il Fontana Fredda. Benissimo, quindi Mezzo Corona 1, Fontana Fredda 2, beh diciamo che va bene così, no? Per il momento sì, diciamo che come prestazione non è brillantissima, ma oggi non è che conti molto quello che facciamo, quello che non facciamo in campo, portare a casa i punti che sono determinanti. Benissimo, grazie mille, grazie a Maurizio, naturalmente qualsiasi cosa succeda le linee per voi da Mezzo Corona sono aperte. Grazie a Maurizio Mazzon. Allora andiamo a riepilogare un po' perché in Serie D sta succedendo un po' di tutto contrariamente all'eccellenza e quindi vediamo i risultati parziali quando si sta giocando più o meno il 40-42esimo a seconda di quando l'arbitro ha fischiato l'inizio. Arzichiampo, Mori Santo Stefano 0-0. Belluno 0, Tamai 2, Bianco Scudati Montebelluna 1-0, Clodiense La Fenadore, Dro Alto Vicentino 0-0, Giorgione Union Pro 1-0, Legnago Cras Repeng 1-0, a Mezzo Corona la Fontana Fredda, come abbiamo sentito in diretta da Maurizio Mazzon, è andato in vantaggio per 2-1 sul Mezzo Corone. Sacilese Triestino 1-0, invece per quanto riguarda la Serie l'eccellenza, scusatemi, gli unici due risultati che ci risultano variati sono Monfalcone Manzanese 1-1 e Vesna Torre 1-0. Questi dunque i due risultati. Cosa succede a Udine e a Omar Costantini? No, stavamo rivedendo, c'è stato un episodio su cross su tiro di Gabriel Silva dopo 2 minuti, un difensore del Cagliari ha intercettato la palla col braccio, ma rivedendo bene l'azione il braccio era aderente al corpo, addirittura si era anche spostato e per me non è calcio di rigore, dunque azione normale, l'arbitro ha visto giusto. Ecco, Luigi Alberto? Per quanto riguarda l'Udinese, sì, è da notare la presenza dell'ex dell'Udinese che ha giocato il portiere Bertic, che gioca nel Cagliari. Ha detto meno male che c'è Birkic ci si vince. L'ha detto appena visto che c'era Birkic. Mentre in panchina sono i due giovani friulani, i portieri. Meret e Scuffet. E la fortuna anche dell'Udinese, sì, perché sono entrambi nel giro delle nazionali. Sì. Attualmente l'Udinese è partita bene e non ha continuato, non ha come al solito la grande personalità per impostare la partita dal primo minuto fino all'ultimo. Purtroppo tanti errori come al solito nei passaggi. Il Cagliari è una squadra pericolosa perché come tutte le ultime gioca tutte le partite come fosse una finale per salvarsi ed è anche giusto. Poi il cambio di allenatore Zola sicuramente avrà dato qualcosa del suo e adesso vediamo la partita come può andare. Io spero che finalmente l'Udinese possa fare un risultato pieno, non soltanto misurato. Allora, tu parlavi del Cagliari, no? Che lotta per non retrocedere, ma se ci fanno vedere la classifica di Serie A, non è che noi siamo messi molto meglio, Se ci date la classifica di Serie A per cortesia, vediamo dov'è l'Udinese e dov'è la terzultima.
non è che si ride tanto, vedete? L'Udinese ha non è 22 una punti, passeggiata, non è una passeggiata. Attenzione, perché oggi sono punti pesanti. Bastano 2 sconfitte consecutive e noi siamo in piena retrocessione. Volevo dire Giovanni, in merito a quello che commentava adesso Luigi, che chiaramente il Cagliari è passato da una guida tecnica spudorata, nel senso che era un calcio totale dove si attaccava in 11 e si prendeva i gol in 11, con una squadra adesso che gioca più all'italiana, nel senso che il Cagliari giustamente a Udine è sceso per cercare di far uscire l'Udinese dalla sua metà campo e ripartire in contropiede per fare il golletto. Il Cagliari di Zola non è il Cagliari di Zeman, però è un Cagliari che si sta, attenzione, ben, eccetto la prima partita che dovevano ancora, come si dice, oliare i meccanismi tattici, ma il Cagliari poi successivamente ha dimostrato di essere una squadra ben corposa e pronta ad approfittare al minimo errore dell'avversario. Ecco, torniamo subito con Omar non Costantini, Omar l'assessore, perché prima c'è Gemma che si sta, non so cosa stia facendo col telefono, col microfono. No, volevo darti un aggiornamento dell'eccellenza, che non so se ti è arrivato perché non ti stavo ascoltando prima quando hai fatto il ritiro. Come il tuo solito. Sono al telefono io, con i miei amici simpatici, con i tuoi fan, esatto, che a differenza tua sono gentili e carini. Allora, Vesna Torre, siamo 2-0. Benissimo. Ecco, e poi è arrivato un messaggio che dice: ciao GP, la prossima volta porta un po' di gnocca al bar Nogaredo. Firmato Ale. Ciao. Grazie. Bar Nogaredo, Pordenone Fan Club, dove io vado a vedere le partite del Pordenone quando il Pordenone gioca in trasferta. Dunque, Omar, si parla, no, degli acquisti di questa fase di mercato, e tutti parlano di attaccanti, no? Quello che a me meraviglia, Omar Battistone ovviamente, quello che a me meraviglia è che non si parli di uno che sappia giocare a calcio in mezzo al campo. Perché quello che secondo me manca all'Udinese, il discorso che faceva Luigi Bigot prima, è il famoso regista, chiamatelo come volete. C'è l'uomo che ragiona, sa giocare la palla, con 2 tocchi vede gli schemi, eccetera. A Udine non ce n'è uno, perché Cone non è, Allan non ce n'è uno. C'era Zelinski, l'ha mandato ad Empoli. Tu che sei, oltre che tifoso, insomma, capisci di calcio, ma cosa dici? Cioè, sì, bello il ritorno di Quagliarella, sembra come una fiaba scritta, no, da Hansel e Gretel o da loro, sì. Però forse servirebbe di più uno che ragiona a centrocampo che non una punta. Ma vedendo l'Udinese per quello che riesco a seguirlo io, sono d'accordo con te, nel senso che una delle cose che vedo più frequente in questa squadra qui, ma non solo quest'anno, è una miriade di palloni persi. Esatto. Quello che diceva Luigi, esattamente. E quando perdi tanti palloni poi vediamo i risultati quali sono. Effettivamente c'è questo vizio di voler cercare a tutti i costi l'attaccante, ma forse se avessi uno che crea più gioco, che perde meno palloni e che sappia servire bene l'attaccante che hai, forse cioè, non è che non ce l'abbiamo, sì, ha i suoi annetti, tutto quello che vogliamo. No, chi sa segnare abbiamo. Ce l'abbiamo, però bisogna fargli uscire. No, diciamo che Terò ha chiuso il girone d'andata con 6 gol, che è il suo record stagionale, ma se andiamo ad analizzare poi i gol che ha fatto l'Udinese in questo girone d'andata, sono state invenzioni di Di Natale e palle giocate in contropiede. Il problema è quello che il giocatore col piede più buono che abbiamo è l'attaccante. Ne dovremmo avere uno col piede buono. È cambiato il calcio in se stesso, è un calcio atletico dove si insegna a correre molto, sì, la tenuta, e invece non c'è più il calcio, cioè il gioco del nascondere il pallone, sì, e farlo vedere quando va bene. La fantasia. Ma dire, erano i nostri tempi. Erano altri Presidente, tempi. Se andiamo a vedere le altre squadre di Serie A, no? Prendiamo quelle che più vengono in testa, cioè la Juventus c'ha Pirlo, nell'Inter c'è il giovane croato che Kovacic, e non solo Pirlo alla Juventus. Sì, vabbè. Ma diciamo il classico regista di una volta, no? Sì. Il Milan, c'è Montolivo che non è un vero regista ma si sta adattando. Cioè, lui era un regista, lui ha giocato sempre in mezzo al campo, era uno che aveva due botti nei polmoni, non aveva due botti, no? Era uno che correva e faceva la differenza. È stato un giocatore che lì si vedeva, prima si parlava di squadre, la Manzanese ha avuto grandi squadre, ma aveva anche grandi giocatori, capaci poi erano messi nei posti giusti, che anche questo è importante. Nella Manzanese che ho giocato si è vinto 5 campionati di promozione, che non è mai andato su poi in Serie D. Allora era Moriggi,
Vorrei, Giovanni, Prego. vorrei accennare un po' ai giovani dell'Udinese. Sì. Dunque ho una lista qui di 7 giocatori del 96 e del 97, di cui 1 o 2 oggi sono in panchina. Ciò vuol dire che l'Udinese ha seminato e ha acquistato dei giocatori, sono 2 anche friulani, Sì. e questi giocano da regista. Uno è un Jadi, che invece è un belga di origine marocchina. Allora, l'Udinese in effetti ha una squadra primavera che è tra le migliori in Italia. Ho capito io, ma Però il problema- oggi parlando di prima squadra, Ecco. chiaramente il regista, ad esempio, che ha la Fiorentina è il regista dell'Udinese, no? Pizarro, sì. Esatto, l'ex dell'Udinese. Ecco, No, l'Udinese. voglio dire, anche Omar Costantini, non si può pensare di affrontare un girone di ritorno No, ma è il problema. con due ragazzi del 94 Sì, ma il e del problema- 95, cioè siamo in Serie A, non siamo in Il Serie problema, D. il problema è quello che diceva anche prima il Presidente, che Attenzione, c'è parata stato di- un tiro, insomma, parata al portiere, senza nessun problema. No, il problema è che il calcio è evoluto non sempre quando si evolve in positivo, perché effettivamente i cosiddetti registi, cioè i pensatori, i portatori di cervello sano, il cosiddetto fosforo in campo manca, ma non solo l'Udinese, manca un po'. Tolto Pirlo non esiste da nessun'altra parte. Il calcio moderno purtroppo invece vuole avere velocisti, cioè più atleti che calciatori, e purtroppo in certe partite, se tu non hai l'ala tornante che porta fuori l'avversario per fare il cross, e qui penso che Alberto Medeot, che è più allenatore di me, mi può confermare, non fai questi giochi, chiaramente l'avversario si chiude in difesa e aspetta che tu cerchi di fare gol. Chiaramente vediamo questi scempi che in questo momento sta vedendo il calcio. Oggi 20 minuti non c'è sta lasciato giocando fare in un tiro difesa, in porta, allora, e contropiede. avevamo avuto un Vi cross fermo e un attimo basta. perché penso ci siano degli aggiornamenti. Sì, 2 variazioni per l'eccellenza. Uno è Zao Lechions 01 e l'altro ho detto Roby Visentin. Chiamami solo quando passate in vantaggio. E quindi Roby ci ha chiamato. Allora, e ci aggiorna. andiamo a Monfalcone, vediamo cosa succede con Monfalcone e Manzanese. Prego Roberto. Sì, vi chiamavo sempre per confermarvi che all'ultimo minuto di recupero del primo tempo siamo andati in vantaggio con un gol di testa di Dennis Rodgers. Ho sentito che per Marco Medeotto volevo salutarlo, così dire. Ciao, Esatto. Roby, ciao. Dovevo approfitto essere del lì tempo. oggi, però sto meglio qui, perché c'è molto più da vedere qui che non là. Va benissimo. Perfetto, allora già è finito il primo tempo ovviamente. Sì. Non ci sente Roberto, solito i primi di via. Va bene, grazie Roberto, ci sentiamo dopo. Finiti i primi tempi sia in eccellenza che in Serie D, e allora vado a darvi quelli che sono i risultati. In Serie D sta succedendo, come dicevo già prima, un po' di tutto. Allora vediamo i primi tempi della Serie D. Arzichiampo Mori Santo Stefano 0-0, Belluno Tamai 0-2, Bianco Scudati Padova Montebelluno 1-0. Clodiense La Fenadora 1-1, l'Alto Vicentino è andato in vantaggio sul draw, naturalmente non poteva essere altrimenti, quindi draw 0, Alto Vicentino 1, Giorgione Union Pro 1-0, Legnago Crasso Le Pen 1-0, Mezzo Corona Fontana Fredda 1-2 e Sacilese Triestino 1-0. Primi tempi anche per l'eccellenza, che vede tante partite sullo 0-0, e allora Charlis Muzzana e ISM Gradisca 0-0, Cordenos Lumignacco 0-0, San Vitese Gemonese e Tolmezzo Tricesimo 0-0, UFM Monfalcone Manzanese 2-1, Vesna Torre 2-0 e a Rabuiese Chionse in vantaggio sullo Zaule Rabuiese per 1-0. Si muove anche la Serie A. Allora, oltre a Udinese Cagliari 0-0, il Torino è in vantaggio a Cesena per 2-0, il Sassuolo conduce a Genova 1-0 sul Genoa, mentre Parma Sampdoria, Chievo Fiorentina e Milan Atalanta, come Udinese Cagliari, sono ancora ferme sullo 0-0. Prima in un primo piano, stavo parlando con Sonia e Eleonora, abbiamo visto che Terò c'ha un grande succhiotto sul collo. Chi di voi due è stato ieri pomeriggio o ieri sera? Io. È stato no. O Sonia o Eleonora, chi di voi due ha fatto quel succhiotto a Terò? Nessuno delle due? No, tu parlavi di primo piano, io chiederei al nostro cameraman di fare un primo piano su Omar Costantini, proprio come era prima, no? Cioè i telespettatori potrebbero vedere questo primo piano di Omar Costantini, ecco, è lui, è questo, e poi staccherei su un primo piano su Sonia, si può staccare su Sonia un primo piano?
Identici. Uguali, no, lei è Eleonora. Separati in culo. Su Sonia invece, su Sonia. Sonia è di là, arriva, Sonia è di là, perché ecco. io chiederei ai telespettatori se notano una differenza. Insomma, Costantini secondo me il taglio dei capelli. La differenza è che hai presente la settimana enigmistica? Quali sono le Trovi le cose? differenze, sì, nei puntini. Ma per quello si poteva fare anche Omar e Riccardo per rimanere nello stesso sesso, no? Senza vedere anche con me è uguale, Omar, non offende. Allora, prima di andare in pubblicità, che siamo tardissimo, una cosa molto lenta adesso, visto come la partita Udinese-Cagliari, che è di una tristezza inaudita, un pezzettino lento. Intanto ha pareggiato il Genoa, scusa, Prego, Genoa-Sassuolo 1-1. Genoa-Sassuolo 1-1, benissimo. Poi dopo la pubblicità avremo un collegamento con, non poteva mancare, Moreno Burlina, e quindi gli highlights di ieri pomeriggio di Venezia, Pordenone, è andata male per i Ramarri, ma nel frattempo... Idrofobina vegetale, bevo per dimenticare il mal di mare viscerale che questo mondo mi dà. Respirazione artificiale per resuscitare vecchio buon umore. Fai il favore, non criticarmi perché è sempre più difficile tirare avanti questo show. Mi fanno male i piedi e furia di balla. Vedi diluvio nel tuo cuore, mi concederò. Eva, bimba, se sapessi che monotonia, tutto quante balle sulla fantasia. Guarda che mestiere che mi tocca fare. Io con questa faccia il mio passato da dimenticare. Viva non è un caso di nevrastenia, puoi denominarlo spreco d'energia. Tutta la fatica che mi tocca fare solo per riuscire a galleggiare in questo verde mare. Quando ero piccolo io la citrosodina la prendevo, non so neanche se si sta più ancora in commercio. Ma questa non è proprio citrosodina, questa è idrofobina, che è una cosa... La canzone c'era citrosodina. Tu la cambi la canzone. E mi ricordo che serviva per digerire, però era sapore di limone, e io di soppiatto, senza che la mamma mi guardasse, Sentiamo cosa faceva. no, prendevo i grani e li mettevo in bocca perché... Che colore era? Che colore era quella? Era bianca, no, adesso è azzurra, non è più bianca. È bello lui. Sabino, ma io ho una curiosità che me la porto dietro dalla prima volta che ti ho Ma visto. non me ne frega niente. Ma sì! Blu scuro. Io devo capire gli occhiali da sole. Sì, allora... Ti fa male la luce. Ti fa male la luce o No, fa parte del tuo le stile? occhiaie di stanotte. Vi spiego subito. Qua chiedo, il cameraman oggi mi manderà al diavolo, ma io vorrei fare un mezzo busto al contrario di Eva. Un mezzo busto al contrario di Eva. Si può fare? Cosa fare? Un mezzo busto al contrario. Mezzo busto, cioè partendo da sotto, puoi spostarti tra i due. Non c'è lo spazio. Sì, eccolo lì. Dove? Perché c'è la minigonna, per quello? È per quello che metto gli occhiali io, vedi, un po' più, no, dall'altra parte, ecco. Aspetta che mi giro così ti dico io. Ecco perché io ho gli occhiali, ho avanti, spiegato avanti. ai telespettatori perché ho gli occhiali. Ci fa la telecronaca in diretta Marco sulla minigonna di Eva. Penso si maledica oggi Sabino per non avere un bel pianoforte a coda, no, di quelli per far sdraiare sopra. Ah, lei? Sì, lo so. Anche loro due con quel bellissimo abito starebbero bene sul Certo, pianoforte a coda. certo che sì. Pianoforte a coda vuol dire classe e eleganza, come sono in questo momento vestite Sonia e Leonora. E a proposito, guarda che casualità, no? che caso, per Eleonora un grande saluto alla mia opera d'arte preferita, da Nicola.
Bellissimo, un applauso. Chi è il papà? Il moroso. Ed è la sua opera d'arte preferita. Io pensavo perché di solito no, è il papà che dice la mia opera d'arte perché. Ma, scusa, ma nell'intervallo della pubblicità ho visto Eleonora che confabulava con un bel ragazzo, pensavo fosse il suo fidanzato. No. Invece Nicola non è qua. Ma lei adesso ha detto il moroso, ma non ha detto di chi. Esatto. Vedi, esce il politico che c'è in Omar, vedi? Comunque dopo la pubblicità sarà l'ex moroso che telefonava. A meno che non si presenta qua direttamente, allora vedete lo studio mezzo smontato. Prego. C'è anche una domanda. Volevo chiedere al signor Medeot se negli anni 70 giocava con la Pro Cervignano. Se sì, io giocavo con l'US Bruniera di quel tempo, firmato Eddo Gava. Quello è Paolo Medeot. Ecco. È un mio conoscente, un mio amico, però non sono io. Di San Lorenzo. È di San Lorenzo questo, io sono di Mariano e la mia categoria erano sempre state superiori al Cervignano di solito. Mariano, scusa. Sarà sempre stato Benedetti. Chi arrivi? Chi è? Scusa. Benissimo, allora se non ci sono altri messaggi direi di andare in pubblicità che siamo leggermente in ritardo, poi quando rientriamo vi faremo vedere gli highlights di Venezia Pordenone, sperando di avere il collegamento con Moreno Burlina, ovvero sia il Pordenone Fan Club, e ovviamente con tutti gli ospiti ci saranno ancora tantissime cose perché nel frattempo stanno ricominciando. Andiamo a stappare una bottiglia, cosa dici? Chiediamo a Leonora, a te cosa piace più, il rosso o il bianco? Il bianco? Sonia? Rosso. Il rosso? Sono tutte d'accordo, Riccardo? Siamo il bianco anche a me. Il bianco, quindi Pensa se diceva rosato. Beh, prendiamo due e facciamo così, voglio dire, no? Tra poco. Allora ci vediamo tra poco. Tra poco. 1000 stelle, venerdì 30 gennaio, ore 20:15, Teatro Miotto, Spilimbergo. Una grande serata di musica e solidarietà. Gli A Norma di Legge accompagneranno Cristiano Turato, lead vocal dei Nomadi, Sasha Torrisi, Resophonic, Andrea Cia, Loris Brighi ed il grande show del mentalista Simone Ravenda. Presentano Omar Costantini e GP Giovanni Pacoric. Il ricavato verrà interamente devoluto all'associazione Solo per il Bene. Venerdì 30 gennaio. Saluta 1000 stelle, Teatro Miotto a Spilimbergo. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock, solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili. Una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano X, giovane, divertente, allegro. Ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane.
La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Ed eccoci qui, siamo rientrati all'altra domenica, siamo quasi tutti. Sì, mancano i 2 musicisti, ma loro siccome sono artisti ovviamente fanno quello che hanno i loro tempi. Anarchia più totale. Allora adesso, qua, sì, buonasera. Commento tecnico di Thomas su quella splendida partita Udinese-Cagliari. Ecco, il commento è più che accettabile, no? Ma... È molto meglio il salame che ci ha portato. Perfetto, è molto meglio il salame. Infatti abbiamo abbandonato la partita per andare a mangiare una fetta. Ecco. Beh, magari possiamo anche spegnere le telecamere e andiamo a mangiare il salame. Poi sì, beh, se va avanti così. Ci sono delle variazioni. Sì, prego. Allora, a Milano Atalanta 1, Milan 0, a Verona Fiorentina 1, Chievo 0, Genoa Sassuolo sempre ferma sull'1-1 e Cesena Torino 0-2, mentre Parma Sampdoria 0-0. Oh, poi invece è arrivato durante la pubblicità un messaggio eccezionale sul telefono di Eleonora, no? Si racconti? Salutiamo Nicola. Ciao Nicola. Prega, dice Nicola, vabbè, ho già capito tutto, ma comunque... Eccolo qua, Cagliari in vantaggio. Gol del Cagliari. Allora, Cagliari in vantaggio, vediamo chi ha messo... Ti sei salvato, Pedro, ha segnato Pedro. Almodovar. Pedro, ha segnato Joao Pedro al 39esimo minuto, dunque l'avevamo detto che il Cagliari veniva a Udine per fare una partita da ripartenza, tagliata completamente il centrocampo dell'Udinese e Pedro in versione sombrero ha fatto un bel gol, va detto la verità, insomma, anche se i difensori non sono più quelli di una volta, come si dice, si ripete spesso,
ha trovato il tap-in vincente dal limite dell'area, ha messo dentro un gol che, come si dice, meritatamente, posso dire, il Cagliari sta vincendo. E come si suol dire, per l'Udinese adesso sono volatili per diabetici. Ho fatto un disastro con Eleonora, io ho causato un... No, torniamo sul fatto importante di pochi secondi fa, istanti fa. Che non è il gol del Cagliari, ma... No, assolutamente, è l'SMS che è arrivato sul telefono di Eleonora. Appunto. No, Riccardo? Ah, non so niente. Siccome coinvolto anche Ma Riccardo. Shampoo non porta pena, vero Riccardo? Siccome coinvolto anche Riccardo nell'SMS, sì. Com'è che recitava questo SMS? Non serve dirlo. Non serve dirlo! Massimo, è meglio che vai. Nicola si chiama. No, Massimo era l'altro. Ah, Io ho conosciuto Massimo io, non Nicola. No, perché diceva, vabbè, tanto c'è lì Riccardo al limite. Eccolo. No? Ecco, cosa succede? Nel frattempo, non distraetevi dai discorsi importanti, non è l'Udinese importante, sono il discorso Nicola, Eleonora e Riccardo. Cioè, ma è possibile che uno debba arrivare qui in studio fidanzato, se ne esce che poi alla fine la coppia si sfalda? È Sì, ma sempre così, c'è già Cioè, chi sostituisce, perché Riccardo non è fidanzato, immagino. No. Vedi? Riccardo è single. Quindi questo momento Scusa, non Eleonora- l'avevi promesso a me, Riccardo? Permetti, Giovanni, viene da dire, è per fortuna che c'è Riccardo, è male che non gioca a biliardo, non è di grande compagnia, ma più simpatico che ci sia. Zoom, zoom. Ecco, a proposito di voci che cantano, è arrivato un messaggio che dice: ma dove avete lasciato Whitney dai capelli rossi? Volevo emozionarmi ancora con la sua voce, forza Milan. Immagino si riferiscono alla nostra Marta? O no? Marta, sì. Sì. Dov'era? Marta oggi aveva un impegno ufficiale molto importante e spero che le vada bene. Speriamo, sì, bocca al per lupo, Marta. quanto concerne la sua carriera, ecco. Certo. Ma l'avremo prossimamente ancora. Ecco, quindi diciamo che c'è scritto tranquillo prossimamente su questi schermi. Tranquillo, se vuole solamente ascoltarla tranquillo, se vuole qualcos'altro è meglio di Bisogna chiedere a lei. No? Bisogna chiedere a lei, ma è iperfidanzata. Ma tanto poi quando viene qua comunque sono sicura che esce che non è più fidanzata, perché Certo che Nicola, com'è però l'andazzo? devo dire che Nicola non è un nome friulano, no? Non è tipicamente friulano. San Nicola e di Bari, no? Nicola È friulano Nicola. Nicola è di Sumaga. Beh vabbè, dai, è Veneto, Sumaga è lì. Sumaga. Penso che sia, può essere anche russo o greco. Attenzione, Nicola. Allora nel frattempo in Serie D Nicola. anche a Trieste si sono tanti Nicola, sì. Nicola. Nel frattempo in Serie D varia solo un risultato in questi primi 12 minuti, la Clodiense raddoppia sulla Fenadora, quindi Clodiense 2, la Fenadora 1, per il resto è tutto invariato, anche in eccellenza, in eccellenza è cambiato qualcosa e sta per esserci un collegamento. Noi stiamo cercando di metterci in contatto naturalmente come da promessa con Moreno Burlina per farvi vedere anche gli highlights di Venezia Pordenone. Nel caso non ci dovessimo riuscire li vedremo con un mio commento molto veloce. Io ieri ho visto la partita, ma non essendo un tecnico non posso commentare una partita. Prego. Sì, non so se sono buone notizie oppure no, perché l'ho proprio preso al volo il nostro Fabio Campagnol, che ma perché no? Non Fabio, non puoi ridere. Fabio è bellissimo perché ti ha preso al volo. No. Incredibile, Fabio. Ma cosa fai a ste donne che ti fai prendere al volo? Mi devono prendere il volo, altrimenti non mi prendono. Comunque le notizie non sono delle migliori per me, in quanto dopo 45-50 minuti di Cernismuzzane con svariate occasioni passa in vantaggio l'Itala San Marco con un gran gol del Marti o Campanella mi sembra. Campanella. Io invece ho il piacere, lo passerei a Omar Costantini se vuole, l'ex presidente del Futura, il signor Andrea Zanuta, che è qui a fianco a me, nonché è un grande intenditore di calcio. Prego. Ok. Allora, com'è questo calcio, signor Zanutta, dopo tanti anni, insomma, cosa bisogna fare per dare rivigore al calcio dilettanti del Friuli Venezia Giulia? Sono talmente tanto tempo distante da tutto questo che non credo di essere la persona adatta a dare dei suggerimenti. Comunque mi sto divertendo, a parte per la mia squadra qua, che ha preso un gol molto bello ma immeritato. Per il resto bella giornata, si vede un bel calcio anche in questa categoria, che credo sia una bellissima categoria, per cui mi sto divertendo e questo è già importante.
Certo, senta, possiamo tornare a dire che la Bassa Friulana, in particolare la vostra società, insomma, Chiarini Smuzzane, si può tornare, diciamo così, a fare calcio, cioè a seminare l'orto per crescere giovani campioni che un domani, chissà, possono tornare a calcare il palcoscenico del calcio italiano, magari anche della nazionale? Ma non so se sarà così, però qua ci sono delle basi importanti, i progetti sono abbastanza chiari, supportati da una famiglia importante, per cui qua si stanno facendo le cose bene, poi quello che si riuscirà a fare nel calcio credo che arrivi uno su 100.000, per cui insomma, però c'è molta organizzazione, c'è molto entusiasmo, insomma anche le società vicine danno credito a questa famiglia, quindi alla società, e di conseguenza il gruppo di dirigenti l'ho sempre affiatato, la base per fare del buon dilettantismo è questa, perché credo ci siano i mixer giusti. Dopo quello che sarà lo vedremo, insomma, ecco, speriamo di avere tempo e occhi per guardare, per vedere cosa succederà. Possiamo dire, insomma, che le buone speranze ci sono, insomma, dai. Sì, io vedo tantissimi giocatori giovani, buonissimo vivaio che si sta piano piano, perché insomma non c'è storia, per cui si sta creando, c'è dell'entusiasmo generale, c'è della grande qualità, a cominciare da tutti questi tecnici che sono qua, che stanno facendo bene, poi insomma, se il buongiorno sei al mattino è un bel buongiorno. E dunque meglio di così, no? Perfetto. Ecco. Grazie, buona partita. Grazie Presidente, grazie. Buon divertimento, naturalmente, in bocca al lupo a Chiarini Smuzzane. Intanto Udine il gioco momentaneamente fermo perché Domizzi, nel tentativo di anticipare il suo diretto avversario, ricadendo a terra, noi ha fatto purtroppo, speriamo che non sia niente di grave, ma lo vedo uscire in barella con le mani tra i capelli, come si dice, è un infortunio abbastanza serio, è caduto male, ha caricato tutto su un piede, cadendo per terra, praticamente ha caricato sul sinistro, se non ricordo male, e praticamente, come si dice in questi casi, la gamba ha fatto questa operazione, cioè una cosa abbastanza, speriamo che non sia serio come le immagini hanno descritto, speriamo che Domizzi, perché poi... insomma, sì, comunque c'è stato il cambio, è entrato adesso al suo posto, vediamo, ecco lì, Alberg, è entrato Alberg che andrà, vedete, cade proprio col piede, carica tutto sul piede d'appoggio e proprio vedi la gamba che si gira leggermente, insomma ci auguriamo che non sia una cosa seria, ma come si dice uno strappo, speriamo, ma le immagini purtroppo parlano da sole. Però quando ha messo le mani nei capelli, secondo me è stato un segnale, voleva dirci sì. qualcosa. Tu che shampoo usi, Omar? Io uso neutro. Neutro? Bruno? Quello dell'uomo invisibile. Usa la cera per lucidare. Tu Gemma vero? che shampoo usi? Allora la mia parrucchiera ti direbbe è detergenza, non shampoo. No, perché io mi prendo la briga di fare una cosa che Gigi non mi chiamerà più, perché io ho una voglia di ascoltare una cosa. Però aspetta, Sabine, fermo un attimo, interrompere. però io intanto consegno la... Scusate se posso... Bello della diretta, si possono battere le telecamere. Perché abbiamo un collegamento. Allora, a parte che c'è una variazione, due variazioni in eccellenza, Cordenon su Mignaco 2-0 e la seconda variazione me la comunica il mio mister terzo tempo. E allora andiamo a Monfalcone, vediamo con Roberto Visentini cosa succede. Prego Roberto. È successo che al 10° del secondo tempo siamo andati di nuovo in gol con Denis Godias su corner dalla destra, tiro di testa di Denis. E nonostante non sia il meglio della condizione, dopo la nota varicella ci sta togliendo più di qualche castagna dal fuoco. Bene, e allora Monfalcone 3, Manzanese 1, contemporaneamente il Charlins sta perdendo in casa e quindi c'è il controsorpasso. Oh, grazie, bella notizia che mi stai dando. Sì, appena segnato Non lo l'ISM. sapevo. Appena segnato Grazie. l'ISM Gradisca, esatto. Benissimo, grazie a Roberto Visentin da Monfalcone. Allora andiamo a ricapitolare quelli che è dopo 20 minuti dei secondi tempi la Serie D e l'eccellenza. Arzichiampo, Mori Santo Stefano 0-0, Belluno Tamai 0-2, Bianco Scudati Padova Montebelluno 1-0, Clodiense La Fenadora 2-1, Droalto Vicentino 0-1, Giorgione Union Pro 1-0, Legnago Cras Repen 1-0, Mezzo Corona Fontana Fredda 1-2, Sacilese Triestina 1-0. Bloccati. Fermo. Bloccati perché c'è il nostro Giorgio Pignat che purtroppo ci deve dare degli aggiornamenti nella partita Belluno-Tamai. E allora andiamo a Belluno, avevamo appena detto Belluno 0 Tamai 2, che cosa succede Giorgio?
Purtroppo c'è stato il pareggio del Belluno, prima con un rigore, dubbio, va bene, comunque l'ha dato, e adesso con Corbanese che ha realizzato la sua doppietta. Ecco, vabbè. Quindi speriamo bene di tenere duro. Prende Giorgio, così per statistica, Corbanese prende il volo in quella che è la classifica dei marcatori, con la doppietta di oggi va a 14, mentre Peluso e Cunico restano inchiodati a 11 punti. Quindi caduta la linea da Belluno, vabbè, ci sono le montagne in mezzo, quindi anche per quello forse, no? Vabbè, peccato, doppio vantaggio annullato appunto dal Belluno sul Tamai, e quindi Belluno Tamai 2-2 con doppietta del Corbonese, che non so se la Sacilese sta facendo qualche pensierino avendo lasciato andare appunto Corbanese al Belluno. L'anno scorso era l'attaccante della Sacilese. C'è da vedersi le mani nei capelli. Sonia, tu che shampoo usi? Sunsilk, beh, lo usa anche la Federica Pellegrini, no? E tu Eleonora invece? L'Oreal. Riccardo, con i tuoi capelli? Lo stesso di Eleonora. È lo stesso di Eleonora. Allora, per Nicola adesso facciamo l'ultima verifica, che è la più importante, perché già lo shampoo, no? È una cosa particolare. Intima. Adesso la cosa più particolare, che se guai è lo stesso, caro Nicola, è finita. Che dentifricio usi, Eleonora? Mentadent. Tu? Uno che non è Mentadent. No! Usano anche lo stesso dentifricio! C'è un'affinità incredibile qui! Pazzesco! Gemma, cosa dici? Ah no, tu non conosci. No, scusa, non sai di ste cose. no, ha detto non Mentadent, ha detto uno che non sia, perché lo usa anche lui. Ma non puoi rovinare tutto quanto così, Era troppo una donna quando passa i 30 finita, quando una donna passa i 30. Perché un uomo, scusami, cioè no, qua voglio un po' di giustizia. Comincia. Un uomo comincia a fare cosa? A perdere i numeri, No. Comincia piano. Cioè, vedi, a suon di dire queste cose, porti sfiga oggi GP, perché mi ha chiamato Fabio, non vuole neanche parlare con te, vuole solo parlare con me perché purtroppo Cerlin Smuzzane, ISM Gradisca sono 0-2. E quindi... Sì. Vabbè, ci sta un passo falso da sono finiti i primi tempi della Serie A. E allora vediamo subito i primi tempi. Allora andiamo a riepilogare quello che è successo in questi primi 45 minuti del massimo campionato. Allora ricordiamo che il Cagliari è in vantaggio a Udine per 1-0, poi a Milano Atalanta 1, Milan 0, a Cesena Torino 2, Cesena 1, a Verona Fiorentina 1, Chievo 0, Genoa Sassuolo 1-1 e Parma Sampdoria 0-0. Quindi vedi che Sonia aveva ragione. Perché a Milan-Atalanta ha messo 2 soldi. Pensa col pari, poi... Invece Eleonora aveva messo 1, no? Tutte e due hanno messo Udinese Cagliari X, che invece è 1. Quindi in questo momento che sta... Ma per tradizione l'Atalanta ha fatto sempre dei bei risultati a Milano. Diciamo che ultimamente a Milano col Milan è difficile non fare bei risultati, no? A parte l'Udinese parlo che anche del perdere, passato, no, ma io parlo di questa stagione. Sono d'accordo. Eva, tolgo gli occhiali, Addirittura. Mi fai lo shampoo anche tu? Sì, tolgo gli occhiali perché... Aspetta, mi viene mal di testa perché si sta muovendo là dietro. No, perché lui ha detto tolgo gli occhiali ed è arrivato un messaggio che dice: Sabino, complimenti per il look, Briatore non ti vede neanche. Quindi gli occhiali allora li rimetto. Okay. Allora, com'era Marco? La canzone sul dentifricio? No, non era il dentifricio. Posso presentare? Prego, faccia. Signore e signori, mi siedo così mi vedi. Di Giorgio Gaber, lo shampoo. Marco. Sì, Sono emozionato. Sei emozionato? Da quando è qua? È una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non ho niente da fare, non c'è via di scampo, quasi quasi mi faccio uno shampoo. Lo shampoo. Una brutta giornata, si muove una foglia, c'ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo,
Devo farmi per forza uno shower. Tutti insieme. Acqua. Scende l'acqua, scroscia l'acqua calda, fredda, calda. Giusto. Shampoo. Rosso, giallo, quale marca mi va meglio? Questa. Schiuma, morbida, dolce, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. Schiuma è una cosa buona, come la mamma, che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma in bianco, una mamma enorme. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata. Sono convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. I migliori sono più cari perché sono anti-fosfora. Esatto. Schiuma, dolce, morbida, bianca, lieve, lieve, sembra panna, sembra neve. Schiuma è una cosa pulita come il latte. È una dolce cascata che ti penetra di dentro e ti lascia pulito. La schiuma è una cosa bianca, è pura, è pulita, come la democrazia. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Oh. Allora, una variazione a mezzo corona al Fontana Fredda fa il 3, quindi complimenti agli amici di Fontana Fredda, quindi mezzo corona 1, Fontana Fredda 3. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, lo Zaule Rabuiese pareggia col Chions, quindi Zaule Chions 1-1. Prima di andare in pubblicità, Omar, ricapitoliamo i primi tempi della Serie A. Allora, ripiloghiamo ancora. Allora, Udine, il Cagliari conduce sull'Udinese per 1-0. Poi a San Siro Atalanta 1, Milan 0, a Cesena Torino 2, Cesena 1, a Verona Fiorentina 1, Chievo 0, Genoa Sassuolo 1-1 e Parma Sampdoria 0-0. Bene, chissà che messaggi arriveranno adesso in pubblicità, no? Allora, shampoo uguale, dentifricio uguale. Facciamo l'ultima prova, quella del proprio. Qua c'è la matematica certezza al 100%. La facciamo, Sabino? No, Eleonora mi ha detto no. Mi ha fatto così no. Sonia, la facciamo la prova del 100%. Eleonora è No, imbarazzata. dai, lasciamo il beneficio del dubbio. Se amoroso se ne fa una. Ma sì, ma poi siete così pelleggioni. No, sai cosa? Lasciamo agli amici a casa la suspense, highlights del Pordenone Calcio, Venezia Pordenone, ma soprattutto la prova decisiva per vedere l'affinità di coppia tra Eleonora e Riccardo. Non subito, tra poco. Sai qual è la prova definitiva? Non lo so, ma Ma da te dai, non mi ma- aspetto niente di buono. Ma dai. Da te non mi aspetto niente di buono. Poi però quando siamo che carino che sei, mi chiama il sabato sera e avanti avanti. Perché lei quando non lavora il sabato sera, sai cosa fa? No. Allora, io vorrei chiedere agli amici a casa di darci una mano. Secondo voi una ragazza bella come Eva, 22 anni, normalmente lei sabato sera lavora al Morenita, qua vicino a noi allo studio. Ieri sera era libera? No, è libera, è single, guardatela. Io vi chiedo di indovinare cosa ha fatto lei ieri sera, sabato sera. Io lo so. Vi chiedo di indovinarlo e dopo chiederemo un parere anche in studio sul sabato sera di Eva Cristaldo, ma non subito, tra poco. Allora la prova del 9 di Eleonora e Riccardo
si parla un casino di calcio, e ovviamente il sabato sera di Eva Cristaldo. Tra poco, non subito, tra poco, grazie. Salutami le stelle, venerdì 30 gennaio, ore 20:15, Teatro Miotto, Spilimbergo. Una grande serata di musica e solidarietà. Gli A Norma di Legge accompagneranno Cristiano Turato, lead vocal dei Nomadi, Sasha Torrisi, Resophonic, Andrea Cia, Loris Brighi ed il grande show del mentalista Simone Ravenda. Presentano Omar Costantini e GP Giovanni Pacoric. Il ricavato verrà interamente devoluto all'associazione Solo per il Bene. Venerdì 30 gennaio. Salutami le stelle, Teatro Miotto a Spilimbergo. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, Antico Caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, Antico Caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico Caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte. Dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi. La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio, servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli 39,90 €. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution.
La cerveseria, ma che birreria? È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria. Tutto in guerra. Ben ritornati signori, siamo pronti per l'ultima ora assieme, abbiamo un sacco di ospiti eccezionali e un sacco ancora di buone cose da condividere con voi. Soprattutto dietro le telecamere sto vedendo cose bellissime perché c'è Riccardo che sta aiutando Eleonora a mettere l'abito da sposa. Sì vabbè, ma Quindi GP non è possibile, no? dai. Questo Nicola, un altro indizio. Qua vogliamo Che i video poi, e le foto, vogliamo le prove. Siccome io sono bastardo inside. Sì, anche fuori. Ok. Com'è Giovanni il bastardo inside? Com'è? Riccardo mi diceva che Nicola abita a 20 metri da casa sua e quindi si vedono al bar e mi fa: oh Giovanni, dopo mi rompe i coglioni. È tutta colpa mia Nicola, è tutta colpa mia. Non si dice rompere a quest'ora. Sì, scusami, sì, so Comunque, che protetta. siccome questa è una trasmissione così, un po' cazzara, No, io voglio una persona seria. E adesso il telefono è una persona seria perché oggi c'era un appuntamento importante. Per quanto riguarda uno sport che va di moda adesso, a gennaio. Una persona serissima. Una persona dall'Austria. serissima che si chiama Giacomo Mattiz. Giacomo Mattiz. E allora Giacomo, buon pomeriggio. Buongiorno e buone fricce a tutti. Buongiorno Giacomo. Allora, dall'Austria 2 giorni degli ultimi campionati del mondiali, scusami, per Giacomo Mattiz, com'è andata fino adesso? Allora, oggi è andata discreta, mi sono divertito, non sono riuscito a fare bene quello che dovevo fare, però sono stato contento perché avevo tanti amici qua a vedere la gara di oggi, che domani anche ci saranno, e quindi per me è una grande festa da condividere con i miei amici. E domani farò tanta festa perché dopo 13 anni di gare, più di 150 gare di tre Coppa del Mondo e Coppa Europa, dico basta, e quindi dovrò festeggiare con tutti i miei amici qua che ci sono. Per sperienza a qualche fricce entri una domani sera fa fiesta, no? Se vuoi ti portiamo su. Vieni in studio che ci sono Sonia e Eleonora che non vedo l'ora di conoscerti. E allora dagli il mio numero di telefono, tanto ce l'hai. D'accordo? Allora, abbiamo. No, qua dicono che devi vederti in coda. Poi tra parentesi stiamo creando un caso diplomatico tra Eleonora e il suo fidanzato Nicola. Quindi sai, potresti anche tu inserirti. Oh, non siamo mica gelosi noi. Io penso che Eleonora mi odia dopo questa puntata, ma vabbè, cosa vuoi che sia. Allora, Allora Giacomo, io a me hanno detto che se vai in macchina, no, cambia il distributore, non vai mica sempre nello stesso, e quindi anche lei deve provare anche gli altri distributori, no? Sì, ma in macchina non con la Mattiz però, sulla Mattiz si fa di tutto. Perfetto. Senti Giacomo, allora visto che sei al telefono, io direi, siccome domenica prossima ci sono altre tre personaggi di sesso femminile molto interessanti, così magari vieni a raccontarci più che il lato sportivo, se vuoi ci racconterai anche quello, il lato ludico di questa tua ultima uscita a livello agonistico. Se vuoi passare da noi domenica pomeriggio, che ti facciamo conoscere Melissa, Valentina e Eleonora, un'altra Eleonora. Oh, sempre friccia lì, io. Perfetto, grazie Giacomo, buon divertimento, grazie. Grazie a voi, grazie grandi, ciao, grazie, ciao. Grazie a Giacomo, sempre bellissimo avere Giacomo anche se solo al telefono. Allora adesso vediamo quello che è quasi la chiusura del rapporto tra Eleonora e Nicola, perché come dicevo prima è stato carinissimo Riccardo, perché Eleonora doveva chiudere i bottoni sulla schiena e Riccardo giustamente da galantuomo qual è gli ha dato una mano. Gemma? Siete veramente tremendi. Senti, siccome ogni tanto parliamo anche di calcio, purtroppo c'è una variazione. Purtroppo o per fortuna, dipende dalle situazioni, da come uno la pensa. Comunque abbiamo il nostro Daniel e andiamo a San Vito. Ok, allora via San Vito a Togliamento, Daniel per San Vitese Gemonese. Prego Daniel.
Ciao Giovanni, purtroppo la Gemonese si è portata in vantaggio qui al Comunale con un bellissimo tiro del centrocampista ecco, ma in questo momento la San Vitesse ha pareggiato. Ah, vedi il bello della diretta. In questo momento ha pareggiato il nuovo acquisto Roman del Prete con un bellissimo tiro da 30 metri. Ecco, in questo momento la San Vitesse ha pareggiato. Dicevo prima, un bellissimo tiro del centrocampista della Gemonese e il Desordo, il portiere della San Vitesse, ha rimpallato e il numero 10 Pignata ha incassato per il vantaggio della Gemonese. Ma come dicevo poco tempo fa, la San Vitesse, diciamo dopo quasi 4 minuti di gioco, si è riportata in pareggio e di conseguenza siamo tutti felici qua. Benissimo, perfetto, tutti contenti a Prodolone per questo pareggio della San Giovanni. Vitesse. Un po' meno naturalmente gli amici di Gemona, ma insomma manca ancora 5 minuti più il recupero, può ancora succedere di tutto al San Vito Tagliamento. Grazie Daniel. Vedi cosa Ciao, vuol Giovanni, dire ciao. aver fede nei propri mezzi? Da Esatto. 30 metri del Prete ha segnato. Signore. Allora, può farlo, Adesso faccio un collegamento bruttissimo, visto che parliamo di Prete, del Prete, No, eccetera. non puoi. No, non posso. No, guarda, sta succedendo di tutto. Qua arrivano aggiornamenti tipo UFM Monfalcone Manzanese 4-1. Evviva! È qui. E poi c'è il nostro Fabio Campagnol che stava seguendo una partita di basket, ma forse è tornato a parlare di calcio adesso. Do la linea a lui. Lo prendiamo al volo? Lo prendiamo al volo. Prendiamolo al volo. Fabio! Prendimi al volo, tanto ormai oggi sono abituato. Marco ormai si è disperato. Non ti ho capito. Prego Fabio! Allora 3-1 rigore ha segnato Fabbro. Niente, più 50 minuti di Cernismussane dove se la palla fosse andata in rete per 3 volte non ci sarebbe stato niente da dire, e invece adesso c'è più Isla San Marco. Ma non disperiamo, nel senso che oggi penso che la partita finisca così. Sì, anche perché cosa mancano? 3-4 minuti più recupero alla fine, no? Sì. No, oggi è così, siamo andati in bambola dopo il secondo gol e anche noi qua abbiamo mantenuto. Hanno possibilità di salvarsi adesso se perdono? Sì, perché sono già 41, sono già là. Ma avevamo detto che non ne parlavamo più della salvezza. Però purtroppo vi sopra il Monfalcone, ma non importa, voi non puntate a andare su, quindi dove è il problema? No, noi ci salviamo se va tutto bene, ma deve andare tutto bene però. Eccezionale. Perfetto, grazie Fabio. Aspettiamo, ci sentiamo per i finali. Nel frattempo in Serie D l'Alto Vicentino la doppia a draw, quindi draw 0 Alto Vicentino 2, per il resto tutti invariati, ma tra poco vedremo direttamente i finali. Ha segnato Allan al 10° minuto, sassata dal limite dell'area, stavamo fino a questo momento imprecando per gli stop dei difensori, però sappiamo che il calcio è quadrato e di conseguenza non rotondo. La prima vera occasione da rete, l'Udinese è riuscita a ribaltare la situazione, dunque a fare il gol del pareggio con Allan, che finalmente tira in porta, e questo veramente ha un sasso in mezzo alle gambe. Non capiamoci male, io sapevo già che qualcuno doveva. Cos'ha? Ha un sasso in mezzo alle gambe. Gemma? Sì. Cosa significa un sasso in mezzo alle gambe? Dipende dalla forma di. Non so, stavo ancora pensando al pallone quadrato. Non di fatto che lui ha un tiro. Abbiamo un ragazzo che parla di scienza, magari ce lo spiega lui. Sì. Dopo. Appena finisce la Serie D in eccellenza diamo spazio volevo dire, a tutti. Lui ha un destro micidiale, proprio una stecca, come si dice in questi casi, e ha messo il pallone dove il portiere non ci può arrivare. Che poi stecca, possiamo parlarne anche di stecca, voglio dire, per quello, no? Non è che E ha messo il pallone dove il portiere non può arrivare. E ha messo il pallone. Biliardo? Non capisco Stiamo più parlando di biliardo? No. Vedi che ha fatto bene il succhiotto di Leonora di Sonia ieri a Terò, perché Terò ha segnato, quindi dovete sempre andare a vedere Terò, così lui segna. Ogni sabato un succhiotto a Terò, per cortesia. Nel giro di un minuto l'Udinese ribalta completamente la partita, perché dall'1-1 si è passati al 2-1, molto bello, il cross, vediamo Di Natale che ruba il tempo al suo diretto avversario. Si porta sul fondo di furbizia, ha rubato il tempo di furbizia al suo diretto avversario, stop di destro, cross al bacio e Tero di testa, si è infilato in mezzo al giocatore del Cagliari che l'ha messa proprio sulla portato testa, in mezzo ai due gol. difensori. È proprio un passaggio, come se una pennellata perfetta
e Tero di testa ha infilato il gol del 2-1. Dunque l'ha messa sulla testa. in 90 secondi l'Udinese ha smentito quello che stavamo vedendo, perché in 90 secondi è riuscito a fare 2 gol e speriamo insomma bene in questo momento. Beh, adesso sono rogne per il Cagliari, che deve fare adesso il Cagliari la partita, e quindi l'Udinese gioca come meglio preferisce, la famosa ripartenza che ai nostri tempi si diceva al contropiede, per intenderci, no? Adesso la partita è completamente cambiata ad Udine, e quindi adesso forse l'Udinese può avere più possibilità, correggimi se sbaglio, appunto dico per quello. È bello vedere che fa il cross uno che ha 201 gol. Espulso Stankovic intanto. È tanto per cambiare. Espulso Stankovic, non so, ha mandato per paese l'arbitro. Sì, è la terza volta in quest'anno che già succede. Comunque la legge del sasso e della stecca. Esatto, la legge del sasso e della stecca. Vabbè. È Gemma, vero? Sì, Gemma, infatti era Sì, lì. biliardo, sono arrivata. Gemma Allora, ha il microfono in mano, quindi. Prego. Benissimo, no, c'è una variazione in eccellenza per quanto riguarda la partita Tolmezzo tredicesimo, che finalmente si sblocca 0-1, e poi non so, è arrivata una comunicazione di servizio qui nel nostro computer che è tanto Mi hanno licenziato? me o te? No, me. Guarda, spero me, perché non ti sopporto più. Ma qua dice che la partita Pasiano-Casarsa è stata sospesa per nebbia. È giusto per avvisarti? A Casarsa? A Pasiano. C'era nebbia. Pasiano-Casarsa. Dove ci sono io, c'è il sole, sono venuto via. Ecco, lui è come Eva. D'altra parte lui poi, essendo assessore, ha dei poteri sovrannaturali, no? E quindi dove c'è lui? Essendo ascensore. Adesso ho capito perché ti ha chiamato Battistella all'inizio. Perché tu hai puntato Eva e allora lui è geloso, ha detto Battistella, non Battistone. Più, sì. Come Gigi e Andrea, era per facevano sminuirti, per sminuirti. Che delirio, ragazzi. Della serie un sasso, insomma. Sì, dai, andiamo avanti. Poi ci sono 2 variazioni, una non so se l'hai già detta in Serie D. Allora, la Triestina pareggia con la Sicilese, quindi siamo 1-1, e il Fontanafredda ha segnato il terzo gol, quindi mezzo corona Fontanafredda 1-3. Sì, avevamo detto, la Triestina no. È bello perché a Sacile abbiamo non 1, 2 e non ci telefonano. È bellissimo questo. Antonello secondo me è a Fontanafredda all'Hotel Luna, non è a Sacile al 25 aprile, visto che è in giro con la sua fidanzata. Vabbè, salutiamo gli amici dell'Hotel Luna di Fontanafredda. Allora, vediamo se riusciamo a far vedere questi splendidi abiti da cerimonia. In questo caso sono 2 abiti da sposa, bellissime. È un abito da sposo, immagino. Anche io ne voglio uno. Anche tu ne vuoi uno? Sì, non mi sposo, solo per l'abito. Solo per l'abito? Lei vuole... Allora, lo indosso, poi me lo ritolgo. Allora, non abbiamo avuto messaggi per sapere cosa fa sabato sera Eva Cristaldo se non lavora? No, ma volevo dirti, GP, che tu hai detto io lo so cosa ha fatto ieri sera. Io mi sono chiesta com'è che tu lo sai? Ma io lo so perché... Lui sa tutto, lui sa sempre tutto. No, ma perché sei tu che mi informi poi, non è che io Sì, certo. Non è che eri con lei ieri sera? No, io ero a casa a dormire ieri sera, come mio solito, il sabato Sì, sera. è per quello che lei è rimasta a casa a dormire, perché ti sei addormentato. Zitta, ma perché devi svelare i segreti di Pulcinella? Non ho capito. Sono i segreti di Eva, non di Pulcinella. Vabbè, più o meno. Abbiamo la base per questi bellissimi abiti. Prego! Allora vediamo un abito da sposo che lo veste, non lo investe, lo veste Riccardo. Nicola guarda e impara. Casualmente dopo Riccardo chi esce? Esce Eleonora, non Solia. E anche qua le casualità sono casuali. E adesso arriva la bellissima Sonia, eccola qui. Ricordiamo, queste sono creazioni di Marica Moda di Portogruaro. Bellissimo questo quadro. Bello! Allora, siccome più o meno questo è il periodo, no, che chi decide di sposarsi comincia a fare dei giri, a vedere modelli, no, a vedere prezzi, a organizzare i matrimoni, più che sia per questa primavera ma anche per il prossimo autunno. Una bella idea, abbiamo avuto, ricordiamo, ringraziamo Renzo Daneluzzi dello studio Profili di Pordenone, di portarci questi 3 amici, 2 amiche e un amico, le amiche bellissime, l'amico vabbè non lo dico io, e soprattutto questi bellissimi abiti di Marica Mode di Portogruaro. Un applauso, siete bellissimi, bellissime, bellissimi. Allora, voi potete andare a cambiarvi perché non volete stare seduti così? Potete, non so, vi chiedo, non so. Beh, io... No, non parlo. No, allora, rimanete così fino alla pubblicità, poi vi cambiate.
se vediamo il contributo che riguarda Marica Mode, che voglio ancora ringraziare per aver partecipato con noi a questa domenica pomeriggio con le sue bellissime creazioni, se la regia ci manda appunto il contributo che riguarda proprio Marica Mode di Portogruaro. Quando il prestigio della tradizione incontra la freschezza della novità, Marica Mode. Le confezioni per vestire di indimenticabile eleganza il giorno più bello. Marica Mode, l'abito perfetto per la cerimonia che sogni. E da oggi anche un prezioso servizio catering per i tuoi ricevimenti. Marica Mode, l'eleganza di ieri e di domani, a Portogruaro. Oh, allora, eccoci qua, ringraziamo ancora Marica Mode, naturalmente ringraziamo Renzo Daneluzzi di Profili e ovviamente ringraziamo Riccardo, Sonia e Eleonora che rimarranno, adesso non so se rimangono con noi fino a fine puntata. Eleonora non penso abbia gran piacere di rimanere con noi fino alla fine, perché cosa può succedere ancora in 40 minuti? Di tutto credo, no? Sì. Hai un po' paura, È un po' Eleonora. terrorizzata Eleonora, eh? Ma Sonia, ha il fidanzato? Benissimo! No, perché sennò cominciavamo a massacrare te. Oh, mamma. Cos'è successo? Cos'è Di successo? Natale poteva fare il 3-1, ma la palla... Come scusa Alex? No, no, il commento di Alex adesso. Come no? Dai, raccontaci cosa è successo con Di Natale. Perché io so poi che Alex, attenzione, tu non vuoi fare il calciatore. No, Cosa vuoi fare tu? l'arbitro. Ma come mai vuoi fare l'arbitro tu, Alex? Raccontaci. Aspetta, perché sei juventino? Per quello vuoi fare l'arbitro? No. No. Come ogni tanto ti riesce. Ha fatto tutto Thomas, ha fatto tutto suo fratello, non io. No, raccontaci questa passione, invece che giocare, dirigere, cioè arbitrare, giudicare. Non so come mi sia venuta, è da 3 anni che ce l'ho, perché da 3 anni infatti ho iniziato a guardare le partite, perché prima non le guardavo praticamente. Sì. E mi è venuta. Ti è Non so venuta? come. Ma è colpa di tuo papà? No, non è colpa di tuo Papà papà. non ha colpa. Papà ha avuto colpe in vita mia. Non ha mai avuto colpa in vita sua, il papà. Scusa GP, di solito vi lamentate che mandano sempre gli arbitri, no, dal sud Italia, gli fanno fare un sacco di chilometri, forse è per quello che lui vuole farlo, così dice almeno avete me, è inutile che andate a chiamare No, ma guarda gente che lontana. gli arbitri di qua li mandano dopo al sud Italia, non è che... Ma io se ho uno- sempre detto che il calcio è uno sport assurdo proprio. A proposito di assurdità, ci sarebbe Daniel che ci dà il finale Ok, della dai, partita. vediamo cosa succede a San Vito, che qualcuno qua in questo studio tiene molto a cuore la San Vitese, soprattutto teneva a cuore qualcuno che penso che sia ancora lì, poi magari chiamerò Mister Tomei e gli chiederò. Prego Daniel! Caro Giovanni, allora rocambolesco pareggio qui a San Vito, la partita è terminata da qualche secondo e diciamo è andata bene perché negli ultimi minuti la San Vitese poteva anche portare a casa 0 punti e alla fine abbiamo portato a casa un punto che fa classifica, dai. Beh, direi proprio di sì. Per quanto riguarda la San Vitese, secondo te in questi 90 minuti ha meritato questo pareggio o cerca di essere un po' obiettivo, la Gemonese meritava di più? No, assolutamente, è stata una partita equilibrata per 90 minuti e di conseguenza il pareggio è giusto, non meritava di vincere né la San Vitese né la Gemonese e di conseguenza tutti contenti al comunale, sia ospiti che locali. Perfetto. Daniel, io ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo tra 2 domeniche, credo, vero? Ok, va bene, buona domenica a tutti. Grazie Daniel, grazie, ciao, buona domenica a te. Nel frattempo a Udine siamo sempre 2-1 Omar. Sempre 2-1, sempre 2-1. Ecco. E per quanto riguarda la Serie A invece? Allora andiamo a riepilogare un po' la giornata. L'Atalanta conduce sempre sul Milan per 1-0, Cesena Torino 1-2, Chievo Fiorentina 0-1, Genoa Sassuolo 2-2 e Parma Sampdoria 0-1. Bene, io sto aspettando, vedete, sto prendendo tempo perché non ci danno ancora i definitivi della Serie D, a parte uno che vabbè, era già prima scontato, poi adesso la Clodiense ha fatto anche il quarto, quindi l'unico risultato che ci giunge
per quanto riguarda la Serie D definitivo è Clodiense 4 e la Fenadora 1. Stiamo aspettando la conferma di tutte le altre partite, in questo momento non l'abbiamo, ripeto, se non quello che riguarda appunto la Clodiense. Aspettiamo qualche minuto che si aggiornino appunto i nostri siti. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, anche qua stiamo aspettando conferme da tutti i campi per darvi i definitivi che daremo sicuramente tra 2 o 3 minuti. Allora io direi di fare l'ultima pausa pubblicitaria, così diamo occasione a Eleonora, a Sonia e a Riccardo anche di cambiarsi ovviamente, perché non credo che... Sono comodi l'abito da... È comodo l'abito da sposa? Dopo un po' sì. Dopo un po' sì, cioè, Cosa vuol dire cosa dopo si... un No, po'? un attimo, attenzione, che cosa vuol dire che dopo Ma un po'... Eleonora deve dire tu, però. Scusa, Cioè, spiegami. Poi dipende dal vestito. Sì. Quelli più ingombranti no. No, perché questi sono carini proprio perché non sì. sono ingombranti. Questo è comodo. Cioè, io vedo quella trasmissione su D-Max, no, su Real Time, delle spose. Sì. Ma perché hanno questi qua? Come mai guardi queste trasmissioni? Ma dobbiamo chiederti anche Così, questo. perché siccome prima o poi mi sposerò anch'io, vedo come vai. Nella fantasia, capito? Ma chi No, ma sopportano così? Perché in Italia si usano più questi abiti qua, invece ho visto negli Stati Uniti hanno sempre ste robe, sti lampadari sotto, queste cose. Sì, sai quelle robe. Eleonora, secondo te? Non lo so. Ma a te piacciono più queste cose così o quelle robe ridondanti? io lo so perché loro non... Ti piacciono più le ridondanti, lampadario anche a te piace? D'altra parte lo stile italiano, ragazzi, Sì, in effetti sì. Ma poi loro non hanno, Sonia e Eleonora. Sì, beh, hanno un fisico della Madonna, possono permettersi anche il lampadario. più facile non Però so. vedi le chiattone americane con queste robe addosso, se sono robe mica da ridere. A te Sonia piacciono più questo tipo di vestiti o quelli stile lampadario? Dipende com'è il vestito. Dal modello. Tutti e due. Però... A me il vestito di Sonia piace particolarmente, è bellissimo, anzi, Sì, non te lo questo è portare bellissimo. dietro il negozio. Dietro direttamente, esatto. No, Ah, lo te lo vuoi tu? tengo io. Ma tu hai presente cosa devi accorciare tu lì? Perché Sonia è altissima, cioè ne fai 2 di abiti tu con quello di Sonia. Ma poi vorrei fare presente da che pulpito, ragazzi. Vabbè, ma voglio dire, cioè, se io Il mettessi primo che canta. se io mettessi l'abito di Riccardo dovrei solo accorciare un po' i pantaloni, no? Sì, non ti entrerebbe neanche in una gamba l'abito Ecco, di Riccardo. aspetta. GP, scusa, c'è Maurizio Mazzon che, visto che la partita è finita, Perfetto. abbiamo il finale, quindi do la parola a lui. Benissimo, allora andiamo subito a mezzo corona, vediamo se ci conferma il risultato. Prego Maurizio. Sì, abbiamo la partita terminata 2 minuti fa, il Fontanafredda ha vinto a mezzo corona 3-1. Dopo una gara sicuramente condotta in maniera brillantissima sicuramente, però ha fatto una gara sicuramente goliardica su un campo piccolo e quindi ce ne siamo meritati tutti comunque in ogni caso. Non sembra granché entusiasta. Sì, no, Maurizio, non mi sembra che, no, che l'entusiasmo ti abbia preso così tanto. No, guarda, quello che è successo fino a questo momento, anche quest'anno, che poi da un giorno all'altro piombiamo dalla felicità totale alla disperazione, è meglio stare un po' tranquilli, vedere un attimo come si evolve la situazione in queste prossime 2 o 3 domeniche, Sì. Dopodiché potremo fare un'analisi un po' più felice o meno felice, come dicevo anche prima all'inizio della gara, insomma. Beh, però è un passo avanti importante, voglio dire, vincere in trasferta con mezzo corona, non è da ridere, no? Importantissimo, però vediamo che dietro non muore nessuno, perché il Giorgione ha vinto, che la Triestina ha fatto punti a Sacile, pareggiato, che il Grasso sì. ha fatto punti a Legnago, e quindi tutte chiaramente hanno stretto un po' le fila in questo momento, un momento dove non bisogna mollare neanche una virgola. Benissimo, allora, intanto tantissimi complimenti a tutti voi amici del Fontanafredda e ci Grazie sentiamo a voi. domenica prossima. Grazie. Ci vediamo domenica prossima, Ciao speriamo con Maurizio. un'altra vittoria. Ciao. Gemma. Volevo ringraziare il nostro inviato Antonello Gherardi, che è andato a vedere la partita, ci ha inviato un messaggino con pareggio Triestina con Aquilani, finale Sacile Triestina 1-1. Ciao! Rispondigli. È proprio così, Rispondigli, sapevamo già tutto, no? Sì. Visto che, vabbè, ma non importa, dai. Secondo me lui non era, ribadisco, lui non infatti, era, forse avevi ragione lui tu. era a Fontanafredda, non era a Sacile, in quel noto hotel di cui parlavo prima. C'è anche un'altra variazione, Sì, che tu avevi già anticipato prima però. Zaule Chios 1-1. vedi? Ma tu sei un Sono veggente a un volte. mago. No, allora, siccome non voglio fare brutte figure, volevo chiedere a Riccardo che taglia di pantaloni porti. 48. Come me, quindi, vedi? La differenza è che tu hai le gambe lunghe e ce le ho corte, ma io ho il 48 come te. La mia differenza è sulla giacca che tu avrai una 48
E io ne ho 52. È lì la differenza, ma sui pantaloni, cara, io mi metto i pantaloni di Riccardo. Scusami, il giro vita. Puoi fare gli svoltini 48. però. Vuoi vedere la taglia? Vuoi che lo Ma facciamo vedere in scusa, ma televisione? e la pancia che lui non ha, dove la metti? La Sta taglia sopra? La taglia 52 di giacca, infatti. Buongiorno. La vita non è la pancia, ma dove vivi? Ma scusa, ma hai i pantaloni a vita bassa? Io la capisco. Come tutti? Tutti abbiamo i pantaloni a vita bassa oramai. Comunque, no? Non va più di moda. A difesa di Eva devo dire che tu lo sai meglio di me, Gipi, da buon friulano, che il vino buono. Grazie Sabino. Sta nella mia pancia. No, allora, il vino buono sarà la botte piccola nel caso di Eva. In quello di GP ci sta anche l'aceto. No? Perfetto. Allora, tagliamo la testa al toro, andiamo a fare l'ultima pausa pubblicitaria mentre l'Udinese sta giocando in contropiede, mi sembra, Omar no, ovviamente. Allora, ci fermiamo, poi avremo una mezz'ora tutta di fila, vi daremo, non sono ancora purtroppo arrivati tutti i definitivi della Serie D e dell'Eccellenza, ci vediamo quindi tra pochissimo per darvi i finali di Serie D ed Eccellenza, finali della Serie A e passare un'altra mezz'ora insieme tra musica, allegria, le scoperte, anzi le invenzioni del nostro amico scienziato e naturalmente tutti i messaggi che voi vorrete mandarci. Grazie e ci vediamo tra poco. Salutami le stelle, venerdì 30 gennaio, ore 20:15, Teatro Miotto, Spilimbergo. Una grande serata di musica e solidarietà. Gli A Norma di Legge accompagneranno Cristiano Turato, lead vocal dei Nomadi, Sasha Torrisi, Resophonic, Andrea Cia, Loris Brighi ed il grande show del mentalista Simone Ravenda. Presentano Omar Costantini e GP Giovanni Pacoric. Il ricavato verrà interamente devoluto all'associazione Solo per il Bene. Venerdì 30 gennaio, Salutami le stelle, Teatro Miotto a Spilimbergo. Anno nuovo, elettrodomestici nuovi, Vich Make It Outlet. Tutti gli elettrodomestici e le cucine a prezzi shock. Un esempio? Asciugatrice Smeg top di gamma, classe A+++, inverter 8 kg a 599 euro invece che 799 euro. E tante altre offerte shock solo da Vich Make It Outlet. Dovunque tu sia, un Pascià c'è. Pascià a Pordenone in via Galilei. Venite a provare la nostra pizza, un impasto unico, prodotti di altissima qualità per una varietà di pizze incredibili, una sala fumatori dove potrete anche mangiare e tutte le partite in diretta su diversi megaschermi. Pascià Azzano Decimo, giovane, divertente, allegro, ogni domenica sera l'aperitivo lungo. Pascià San Vito al Tagliamento, per vivere splendide serate con i DJ più e le migliori band. Pascià Casarsa, con tutte le partite in diretta sui megaschermi e poi tutti i servizi, una splendida sala slot con le ultime VLT e i giochi più recenti e ottime specialità da gustare in compagnia, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Dal 10 dicembre e solo per poche settimane, fatti un regalo o fatti regalare. Pelliceria Dalla Libera, per la prima volta, liquida tutto per rinnovo locali. Sconti fino al 70% su gran parte della merce esposta. Pellicce, montoni e capi in tessuto imbottito. Servizio di rimesse a modello, pulitura e custodia. Pelliceria Dalla Libera. Nella splendida piazza di San Vito al Tagliamento, antico caffè Bottegon, immersi nella storia per le migliori colazioni, sia classiche che vegane, con prodotti freschi o bio. I pranzi in un ambiente calmo e rilassato. Snack sempre freschi, antico caffè Bottegon, anche per i tuoi rinfreschi, addii al celibato, nubilato, battesimi e feste di compleanno, o la festa che vuoi tu, e le serate con la musica dal vivo. Antico caffè Bottegon, in piazza a San Vito al Tagliamento. A Rauscedo, a pochi chilometri da Pordenone, sulla strada provinciale in via Belvedere, il mobilificio Lenarduzzi effettua una grande svendita a realizzo con sconti fino al 50% su tutta la merce esposta, fino a esaurimento scorte, dai soggiorni alle cucine, dai divani alle camere da letto e in tutti gli stili, arte povera, classico e moderno. Mobilificio Lenarduzzi, da 50 anni sul mercato, per te e con te. Approfittane. La passione per la buona cucina, la cura dei dettagli, la freschezza dei prodotti scelti. Ristorante Adriatico, ogni giorno il meglio in tavola per soddisfare i palati più raffinati. Ideale per pranzi e cene aziendali, grandi compagnie, ricorrenze e anche con eventi speciali. Ristorante Adriatico, il meglio per voi.
La soluzione ideale per la ristorazione nella tua azienda. Al Buon Gustaio. Servizio di pasti mensa giornalieri, sempre freschissimi, direttamente nella vostra azienda. Il servizio di coffee break, di lunch buffet per le riunioni o i meeting aziendali. E poi servizio buffet e catering per qualsiasi occasione o manifestazione. Al Buon Gustaio. Cortesia, competitività, convenienza. Phone Center, centro Vodafone. Prova Vodafone a casa. Tutto incluso per 3 mesi a soli €39,90. Vieni a prendere l'offerta personalizzata nel negozio sotto casa. Phone Center. Tutte le novità degli smartphone. Phone Center. Le migliori offerte Vodafone per te. Dall'alba a notte fonda c'è solo un indirizzo: Caffè Barocco Revolution, dalle 6:30 del mattino per la colazione con il caffè a soli 60 centesimi e poi il pranzo completo convenientissimo. Caffè Barocco Revolution e tante serate per cacciare via la noia. Caffè Barocco Revolution. La cerveseria, ma che birreria! È la cerveseria! Squisite specialità, tanti tipi di birra per i gusti più esigenti. La cerveseria! Benefici, secondo me, a parte in amicizia. Buon pomeriggio, siamo ritornati l'altra domenica per l'ultima mezz'ora assieme. Sì, insieme a noi. Tra poco vediamo tutti i risultati finali, naturalmente di Serie D ed Eccellenza, ma Omar, tutti e due Omar, faccio presente che Eva non si è accorta che in studio c'è un salame. Ma io mangio dopo, non ti preoccupare. Ho i miei orari. Sì, ma tu devi aggiungere che gli hai consigliato, lei ha detto però io il pane non lo mangio e tu cosa hai detto? Rivelalo davanti a tutti. Io non ho sentito perché non... No, hai sentito benissimo e io ti ho detto che tu il salame lo mangi e anche ti piace. Perché me l'avevi detto tu che ti piace il salame senza pane. Sì. No, non ti ho mai dato questi dettagli. Benissimo. Va bene, allora ad Udine siamo sempre sul 2-1 per l'Udinese, Omar. Sì, mancano poco più di 10 minuti al termine, l'Udinese conduce 2-1, adesso sta controllando le folate del Cagliari che in fase d'attacco denota tutta la sua, diciamo così, mancanza di affinità per quanto riguarda il cercare di pareggiare. L'Udinese sta controllando bene, però ripetiamo, mancano ancora poco più di 10 minuti al termine più recupero, per il momento va bene così, stiamo controllando e la formazione sarda, ripeto, non sta facendo granché per cercare di ribaltare il match. Diamo anche gli aggiornamenti delle altre partite perché c'è un po' di è un pomeriggio molto vispo per quanto riguarda il calcio. Allora l'Atalanta conduce sempre sul Milan 1-0, il Torino in vantaggio a Cesena 2-1, Chievo e Fiorentina 1-1, a Genova Sassuolo Genoa 3-2 e a Parma Sampdoria Parma 2-0. Ok, io sto aggiornando Dai che arriva. Però prima aveva portato bene il succhiotto, ha preso un po' di tempo. 4 e quindi ottimo il passaggio di Natale per Terò, però ha aspettato quel pochi secondi che gli sono stati fatali per il recupero del difensore del Cagliari. Ok, allora andiamo a darvi quelli che sono i risultati finali della Serie D. Ripetiamo, oggi si giocava la prima giornata del girone di ritorno, ossia la 19ª giornata. Allora ecco i finali: Arzichiampo Mori Santo Stefano 1-0, Belluno Tamai 2-2, Bianco Scudati Montebelluna 2-1,
Clodiense La Fenadora 4-1, Dro Alto Vicentino 1-3, Giorgione Union Pro 2-1, Legnago Cras-Repen 1-0, Mezzocorona Fontana Fredda 1-3, Sacilese Triestina 1-1. Questo per quanto riguarda la Serie D. Andiamo a vedere invece l'eccellenza, anche qua la prima giornata del girone di ritorno, ma qua in questo caso è la 17ª giornata, giocata ieri oltre Virtus Corno 0-3, nel pomeriggio Charlis Muzzani e SM Gradisca 1-3, Cordenos Lumignaco 2-0, San Vitese Gemonese 1-1, a Tolmezzo Tricesimo 1, Tolmezzo 0, Monfalcone Manzanese 4-1, Vesna Torre 2-0 e Zaule Rabuiese Chions, come dicevo io, comparando bene agli amici dell'altipiano triestino, 1-1 proprio alla fine. Prima avevo sbagliato a darvi attenzione a Udine, avevo sbagliato a darvi il pareggio, però alla fine invece Zaule Rabuiese ha pareggiato con Chions, quindi 1-1. Poi ve li ripeteremo. Io direi andiamo velocemente a vedere, visto che non riusciamo a collegarci con Moreno Burlina, se Omar mi dà una mano, se riesce a vedere gli schermi, andiamo a vedere quelli che sono gli highlights di ieri pomeriggio, dove il Pordenone a Venezia, nonostante ha giocato soprattutto il primo tempo una grandissima partita, purtroppo ha dovuto soccombere nei confronti del Venezia per 2-0. Qua ci sono le azioni, ovviamente gli highlights della Lega Pro. Parte in attacco il primo tempo il Venezia, procurando questa azione che però, come vedete, viene facilmente controllata dalla difesa del Pordenone. Da qui in poi solo Pordenone. Ecco il Pordenone in attacco, la prima azione di rilevanza, questo mi sembra fosse Maracchi, un tiro un po' lento. Poi ancora Pordenone, primo tempo, ancora vedete purtroppo questa palla contrastata ed è uscita in corner. Qua l'azione più clamorosa, dove Denis Macan sono sempre i suoi gol da questa posizione, e invece purtroppo questa volta non è andata bene, purtroppo per il Pordenone. Ancora Pordenone, come dicevo, primo tempo in attacco, come vedete una bella partita nel primo tempo del Pordenone. Solamente verso la fine il Venezia ha procurato questa azione da gol, che sulla linea è stata presa la palla da un difensore del Pordenone, anzi da Simoncelli, che in realtà è l'ala destra del Pordenone. Nel secondo tempo Pordenone comincia l'attacco, come vedete. No, scusatemi, qua siamo ancora nel primo tempo. Scusatemi, bellissimo questo tiro del nuovo arrivato, terzino sinistro, purtroppo il portiere del Venezia c'è e para. Ecco, primo tempo punizione ancora del Venezia, che vedete molto, molto debole, Carreri para facilmente. Secondo tempo comincia ancora l'attacco il Pordenone, ma niente da fare, proprio la palla non voleva entrare, come vedete ancora Pordenone all'inizio del secondo tempo. Prima azione degna di nota del nuovo arrivo croato del Pordenone, che però purtroppo tira fuori, ed ecco il gol clamoroso del Venezia. Diciamo la prima azione pericolosa del Venezia, subito gol, un bel tiro da fuori area, forse Carreri poteva fare qualcosa di più, ma d'altra parte ha fatto altre belle parate il portiere del Pordenone. È una bella parata invece di Carnezis proprio in questo istante. Beh, Carnezis si sa che risolve spesso, no, le patate bollenti a Udine. Le tira proprio fuori dalla pignatta, diciamo. Eccolo qua, infatti. E questo è il rigore che ha decretato, diciamo, la fine della partita a Venezia. Naturalmente il rigore, guardate come lo batte l'attaccante del Venezia col salto, incredibile. E questo è il 2-0 del Venezia sul Pordenone. Partita comunque non chiusa, perché il Pordenone non demorde, continua, cerca almeno di arrivare al gol, come si diceva una volta, no? Il gol della bandiera, riaprire la partita. Qui vediamo lo sparuto numero di tifosi del Venezia, veramente pochi. Rivediamo il rigore, guardate che modo particolare che ha di calciare, guardate col salto finale, ecco, è stato anche bravo a mantenere la coordinazione in questo caso l'attaccante del Venezia. Ancora una bella parata di Carreri, come dicevo, sì, forse sul gol poteva fare qualcosa di più, ecco, ma invece no. Ed ecco un'altra azione di Denis Macan, che purtroppo bella l'azione, ma il tiro un po' troppo debole per impensierire il portiere del Venezia. E qua la partita finisce, purtroppo il Pordenone soccombe. La prossima partita domenica prossima, pensate, alle 11 di mattina, Pordenone Feralpi Salò, una partita importantissima per il Pordenone, che però incontra Feralpi Salò, che al momento è terzo in classifica Lega Pro, e quindi non è proprio una partita facile. Volevo chiedere alle ragazze, andate via, rimanete, cosa fate? Andate via, allora salutiamo con un applauso Eleonora, Sonia e Riccardo, grazie. Eleonora, un mondo di auguri per il tuo ritorno a casa, naturalmente. Grazie a Sonia e grazie a Riccardo, grazie di aver partecipato. E voglio salutare Marica Moda, ma soprattutto Renzo Dalleluzzi, Studio Profili, che ci ha dato l'opportunità di conoscere queste tre bellissime persone, ovvero sia Sonia, Eleonora e Riccardo.
Bene, allora continuiamo a vedere l'Udinese, più tardi vi daremo altri ragguagli riguardo, appunto, vi torneremo a dare i finali. Allora, Omar Battiston, no, perché adesso posso dirlo, non sono più geloso, è anche uno scrittore, oltre che assessore, dirigente sportivo e quant'altro, ha scritto questi 2 libri, Il volo e Vita, eccoli qua, si chiama Messaggio editorial promozionale questo. Sì. Lo mettiamo a fianco a Marco, benissimo. E raccontaci questa tua carriera di scrittore, no? Perché vabbè, fare l'assessore nelle piccole comunità tanta gente prima o poi lo fa. Fare il dirigente sportivo avendo 2 figli piccoli è normale farlo. Non è che è da tutti, no? Mettersi anche col poco tempo che c'è, perché poi ricordiamo che tu hai anche una moglie e un'altra figlia. Se non è che hai solo loro 2. Esattamente. Quindi. Con la stessa moglie però. Sì, con la stessa moglie credo, no? Sì, si spera che è sempre lo stesso papà. Questo, mater, i latini che erano saggi dicevano mater semper cesta, sempre certa est. Pater forse puntini dicevano. No, come fai? Beh, l'ispirazione penso che la puoi trovare proprio per la vita familiare così, no? Dinamica, diciamo. Il tempo più che altro. Ti dirò, io in realtà scrivo da molti anni, solo che mi sono deciso solo 4 anni fa, a 40 anni, di pubblicare, di rendere pubblici questi miei elaborati. In realtà sono poesie, sono tutti 2 libri di poesie, così per la cronaca a settimane termino il mio primo romanzo, ho provato a cimentarmi anche in qualcosa di diverso, non so con che risultati, vedremo. Il primo è nato quasi per scherzo con la casa editrice Albatros di Roma, ho visto che invece ho ricevuto molti più apprezzamenti apparentemente sinceri di quello che mi aspettavo, e quindi ho detto, vuoi vedere che forse potevo svegliarmi un po' prima, e quindi ho fatto il secondo con l'Omino Rosso di Pordenone, sì. E devo dire che ho vinto anche più di qualche premio a livello nazionale, i vari concorsi eccetera eccetera, e quindi forse sono più bravo come poeta o scrittore di tante altre cose. C'è una poesia che preferisci fra di queste che magari la leggiamo? Io se dovessi, parlavo prima nel fuori onda con GP, se dovessi scegliere una poesia da leggere oggi di questi 2 libri, visto l'andazzo molto goliardico eccetera eccetera, sceglierei l'ultima del secondo libro che... Qual è il secondo libro? Perché Vita, scusa, Vita. Eccolo qua, prego. Che sì, è una poesia nel senso che ha una sua metrica ed è scritta in rime baciate, ma in realtà è fondamentalmente una cosa su cui ridere. È fondamentalmente... Perché in buona sostanza ho sempre scritto poesie, tra virgolette, normali, poi mi hanno sempre chiesto, ma fanne una da ridere, e poi fanne una in dialetto. Allora ne ho fatta una in dialetto, che è la penultima, e una umoristica finale. Quindi se dovessi leggerne una, oggi credo sarebbe il caso di leggere. Va bene. Allora, questa, vediamo, insomma. ascoltiamo Anche se questa vi porto poesia. via un paio di O poesia. Ritardo. Luce sì tenue da tapparella, con l'occhio la scorgo da sotto l'ascella. Oh accidenti e caspiterina, ma come tardi questa mattina. Sveglia infingarda e traditrice, non mi svegliasti come s'addice. Son già le 8 nel tuo indicare, l'ora che timbro a lavorare. M'alzo di scatto, ai mio divino, infrango ginocchio sul comodino. Saltando, imprecando, vo barcollando, con le movenze d'orangotango. Metto il caffè ed accendo la moka e scivolo in bagno a passo di foca. Attenzione, scusa, calcio di rigore per il Cagliari al 90° per un fallo, presumo di Piris. Che c'è tutto. Che c'è, perché è arrivato in ritardo, la palla gli ha preso sul braccio, mano aperta, rigore che secondo me c'è. Vediamo, va adesso a belare sul dischetto contro Carnesis, vediamo cosa succede. Parte il tiro del giocatore del Cagliari, gol. Dunque il Cagliari pareggia in extremis 2-2, e l'avevamo detto, no Marco? Se non facciamo il terzo gol è dura,
Non è che se leggiamo un'altra poesia perde l'Udinese. Stavo pensando anch'io di portare sfiga. No, cosa c'entra? No, è molto bella. Peccato perché l'aveva anche intuita Carnezis, il rigore. Troppo forte. Troppo forte. No, da mezza altezza non parla nessuno. Ma no, mezza altezza è buona per pararla al portiere. Angolato, mezza altezza. È meno forte angolata. Non arriverà mai. Stankovic non è contentissimo. No, tra l'altro avevamo detto che Stankovic era stato espulso perché da come si era alzato dalla panchina stava andando fuori. Invece non è stato espulso, ma bensì stava proprio dialogando col medico sociale dell'Udinese e ci aveva preso, come si dice, un po' in contropiede, perché anche alla radio davano espulso Stankovic, invece Stankovic è regolarmente in panchina. Nel frattempo l'Udinese si riversa nella metà campo del Cagliari. Sono 4 minuti di recupero. 4 minuti per cercare di recuperare. Ha già volato 1 minuto e mezzo. Non so, ma voi che riprendiamo la poesia o... No, è bella la poesia, è bella la poesia. Sì, vado avanti, Sì, ricomincia. sì, dai, riprendiamo dove abbiamo terminato. Metto il caffè ed accendo la moka e scivolo in bagno a passo di foca. Mi siedo ed espello da pompiere assonnato, ma sento un midiccio, il coperchio è abbassato. M'alzo, pulisco, in cucina tornato, fiuto tanfo d'odore bruciato. Ma bieca sardina, figlia di trota, acqua non misi dentro la moka. Mentre mi scoppia vena templare, mi infilo mutanda e mi vado a lavare. Troppo veloce, muovo la mano e spazzolino vola lontano. Mentre lo osservo con sguardo da fesso che termina corsa dentro lo cesso. Coi denti gialli, color canarino, metto i vestiti e sono in giardino. Con mano tremante, di gran premura, approssimo chiave alla vettura e mentre la infilo nella portiera la stessa striscio con la cerniera. Giornata marrone come il paltano, sbatto sportello e mi chiudo la mano. Fretta cattiva d'una consigliera, innesto la retro sulla fioriera. Accendo autoradio su Radio Maria e m'esce gridata una villannia. Odo la messa del dì di festa. Oggi è domenica e a casa si resta. Complimenti, bellissima. Oh, dunque, ecco il successo. Ecco il successo. Cosa succede? No, volevo darti l'aggiornamento per il rugby. Sì, e poi alla fine parliamo anche del rugby. Oggi è cominciata la pool, ovvero sia dopo il campionato regolare, il girone regolare, la Rugby Udine gioca in pool 2, la seconda parte del campionato di Serie A. Vediamo cosa è successo per la Rugby Udine. Sì, allora, Rugby Colorno, Rugby Udine, siamo a 47-17 e Franco Ion, con il quale ho parlato, mi ha detto che è una sconfitta non è che è immeritata, però diciamo che non ha dato valore alla squadra come avrebbe dovuto. Ecco. Comunque 47-17 è abbastanza pesante. Sì. Appunto giocava col Colorno la Rugby Udine, quindi Rugby Colorno 47, Rugby Udine 17. Martina oggi era a casa a studiare. Sì. Non abbiamo detto dove ha passato... Sì, a studiare. Sì, a studiare. Anche lei fa l'università. Non abbiamo detto dove era, ma lo diciamo dopo dove era sabato sera la Eva, soprattutto cosa ha fatto, no? Stava studiando. Finita a Udine. No, non stava studiando No. ieri sera, finita a Udine, quindi ennesimo passo falso dell'Udinese, Udinese 2, Cagliari 2, queste sono l'ottava partita che l'Udinese non vince, mi sembra. L'ottava partita. È una partita secondo me gettata alle pareggi. ortiche, perché l'Udinese poteva chiudere in 3 occasioni, mettere il gol del 3-1 e come il mister Medeot mi insegna, chi sbaglia poi paga, perché era riuscita a ribaltare la situazione nel giro di 90 secondi, dal 0-1 portarsi al 2-1, ha avuto più volte la possibilità di chiudere proprio definitivamente il match con un Cagliari che comunque stava facendo poco. Per gli ultimi 5 minuti la formazione sarda si è riversata, ha gettato anima e corpo oltre l'avversario, oltre l'ostacolo, scusate, e poi è arrivato questo rigore un po' da polli, se mi è permesso il termine, perché in area di rigore mi insegna Alberto Medeot che il difensore non deve mai tenere la mano sganciata dal corpo. Esatto. GP, scusami, sì. se ti interrompo sempre oggi, ma va così. Siccome è arrivato un messaggio dalla nostra amica Ile, che salutiamo, Sì, ciao Ile. salutiamo lei e anche Filippo, e mi chiedono i risultati di Serie D, se puoi ripeterli perché... Li diciamo tra poco perché adesso dobbiamo dare spazio a Massimo, che Massimo non è solamente il capitano della squadra juniores del centro-sedia, ma è anche uno, tra virgolette possiamo dire, uno scienziato, un inventore. Allora raccontaci di questa tua invenzione, perché prima il presidente fuori onda mi raccontava, bisogna dire a Massimo quello che sta inventando, quello che sta brevettando, o hai già brevettato, prego, raccontaci tu. No, lo dobbiamo brevettare, per quello non è... Perché non si può far vedere, esattamente.
Diciamo che quello che abbiamo inventato, tra virgolette, nasce da una passione per la robotica e più che altro da una sfida, in quanto abbiamo visto un video su internet di una mano robotica e ci siamo guardati io e le mie altre due compagne, Giulia Pellos e Isabella Concina. Vedi che sei dei nostri. Sì, non hai due colleghi, hai due colleghe giustamente. Complimenti. Sì. E ci siamo guardati e abbiamo detto sì, ma noi possiamo fare di meglio, e ci abbiamo provato, abbiamo fatto un primo prototipo, ha dato dei buoni risultati, siamo andati avanti, abbiamo fatto un concorso che abbiamo vinto, che ci ha permesso di avere il primo anno di università gratis, e adesso siamo avanti col secondo prototipo e stiamo cercando adesso sia di trovare degli investitori sia di brevettarlo. Per dare un'idea, solo per fare la mano senza il polso sono stati utilizzati 16 motori. 16 motori. Quindi con un grado di complessità immagino elevato. Adesso state facendo il polso. No, anche perché con due colleghi chissà cosa fa questa mano. Dico, quando arrivano là, chissà quanti motori. Quindi adesso sei al secondo anno di ingegneria, riesci comunque a conciliare questa passione con lo studio? Oppure? Sì, sono ancora al primo anno di ingegneria, comunque. Primo anno. Sì. Comunque sì, adesso devo dare gli esami a breve, comunque si cerca di Eva, se dolore comune. Se l'accompagni tu all'esame lo passano al secondo anno. Non ti preoccupare che volevo ribadire che lui ha già due colleghe con cui sta costruendo la mano, anzi adesso il polso. Adesso il polso sta costruendo. Allora, diamo i finali della Serie A. Sì, prego, allora finali della Serie A, prego. Allora, per i nostri anche amici da casa per il gioco, allora Udinese Cagliari 2-2, segno in schedina X. Poi a Milano Atalanta batte Milan 1-0. Quindi ha vinto Sonia le bottiglie, ha vinto, peccato che è andata segno via. 2, dunque ripeto per il gioco da casa Milan-Atalanta segno 2, vittoria dell'Atalanta 1-0 e panchina di Inzaghi che da questa sera comincia a scricchiolare. Attenzione perché in settimana è arrivato anche Arrigo Sacchi e ci sono voci da Milano che questo arrivo di Sacchi come diciamo così, direttore tecnico del settore giovanile, diciamo come avvoltoio, sia un escamotage perché Berlusconi potrebbe chissà rimettere Arrigo Sacchi in panchina come direttore tecnico promuovendo Mauro Tassotti allenatore. Andiamo avanti con i risultati. A Cesena Torino batte Cesena 3-2, a Verona Fiorentina batte Chievo 2-1, a Genova Genoa Sassuolo 3-3 e a Parma la Sampdoria ha battuto il Parma per 2-0. E allora ci hanno chiesto di ripetere i finali e naturalmente lo facciamo. Serie D, 19esima giornata, Arzicampo Mori Santo Stefano 1-0, Belluno Tamai 2-2, Bianco Scudati Montebelluna 2-1, Clodiense La Fenadora 4-1, Dro Alto Vicentino 1-3, Giorgione Union Pro 2-1, Legnago Cras Repen 1-0, Mezzo Corona Fontanafredda 1-3, Sacilese Triestina 1-1. Per quanto riguarda l'eccellenza, oltre Virtus Corno giocata ieri 0-3, Charlis Buzzani SDM Gradisca 1-3, Cordenos Lumignacco 2-0, San Vitese Gemonese 1-1, Tolmezzo Tricesimo 0-1, Monfalcone Manzanese 4-1, Vesna Torre 2-0 e Zaule Rabuiese Chions 1-1. Questi dunque i finali per quanto riguarda sia la Serie D che l'eccellenza. Velocissimamente l'ultimo mini brano perché abbiamo 3 minuti e poi andiamo in chiusura e ci piccano. Allora Gemma mi ha chiesto che cosa mi dedichi oggi. Io ho pensato subito di dedicarle una canzone un po' tropicale. So qual è il frutto che lei preferisce, che è la banana. Un pezzo così. Razza onesta gente mia, ne rispondo di persona. Luce rossa fuori di casa e mia madre la padrona. Le ragazze sono sane, le ragazze stanno bene. La domenica hanno un premio, il soufflé con le banane. Gemma mi voleva bene, Gemma mi voleva bene. 18 anni e già giocava con il piccolo mio pene. Io ridevo, mi sentivo come un uomo innamorato. Poi mia madre ci ha scoperto e in collegio sono andato.
piccolo Romoli, non la sapevo. Grazie, E sì che Sophie, ti grazie conosco tanti perché anni, oggi proprio... Perché poi c'è anche da ricordare che Marco Andreoni ha messo in piedi una bella pista teatrale che farà la sua, come si dice, messa in scena, l'esibizione, insomma, a Trasaghis il 5 febbraio mi sembra, abbiamo il manifesto, eccolo qua. Il 7 scusa. a Trasaghis. 7 a Trasaghis. Col teatro di Eligio, Uomo e Galantuomo. E che cos'è Uomo e Galantuomo? È una commedia di Edoardo De Filippo, che diciamo ha 100 anni. No, ha 100 anni. No, di più, non so, di meno. Non so. Decidi. È del 22. Del 22 no, 22, manca qualcosa per arrivare. Non 22, dai, non acceleriamo i tempi. Metti l'IVA, dai. Ah, con l'IVA sì, con l'IVA andiamo anche oltre. Il primo atto di questa commedia è stato considerato l'atto più comico del Novecento. Ho capito. Quindi poi è particolare anche la location, a Trasaghis che non è proprio di strada, no? No, dai. Ci racconti un attimino velocemente la trama, di che cosa parla? La trama parla proprio della compagnia di scapestrati teatrale, morti di fame. Ecco, quindi più o meno sì, e gira tutto sul capocomico che dopo una prima disastrosa del paese fa le prove per fare una nuova commedia molto importante, e praticamente la commedia sono le prove, e nel frattempo c'è una storia d'amore. Ecco. Il primo atto, inizialmente la commedia c'era il primo atto, 20 anni dopo Edoardo ha scritto gli altri 2 atti, quindi inizialmente era una commedia a un atto. E la storia d'amore, lei è mora o bionda? Per quanto riguarda la nostra compagnia ne abbiamo cambiate 3, no. Però ultimamente è mora. Benissimo. Bene. Ti condividi questa scelta? Volevo fare un annuncio, Giovanni, Prego, se Presidente. posso, già che sono venuto anche per presentare il torneo delle società che è partito ieri. Sì. Omar l'ha presentato in anteprima a San Giovanni al Tisone, può anche lui aggiungere qualcosa. Devo dire che ha avuto un grande successo, perché è successo già come partenza. 55 sono le squadre che partecipano, è partito ieri, Sì. finisce il 1° di maggio e le finali verranno fatte in 4 o 5 campi della regione. Poi avevamo parlato con Omar se c'era la possibilità, tramite anche questa emittente che è sempre disponibile, perché bisogna anche ringraziare, no? Non solo disporre, ma anche ringraziare tante volte di queste trasmissioni che ci danno l'opportunità di annunciare queste cose. Ecco, vogliamo allargarci e magari Omar lo vorremmo avere nel nostro staff di quel messaggio al Veneto, che possiamo cominciare a parlare da quelle parti. Ecco. Guardi, vorremmo esportare il prodotto. Ecco, lei sa che quando vuole, come dicevo anche altri amici che magari ogni tanto mi contattano in Facebook, non mi inviti mai eccetera, voi non avete bisogno di essere invitati, voi ci dite veniamo quella domenica e voi venite qua, vedete che il posto lo si trova sempre comunque qua dentro. È che la voglia di lavorare c'è, la capacità di fare c'è, perché 55 squadre con la lingua è molto semplice dirlo, ma metterle insieme in tutta la regione non è semplice. No, esatto. E devo dire la verità, vuol dire che abbiamo offerto un qualche cosa di interessante e che trovano soddisfazione, le società trovano soddisfazione. Ecco. Certo. Questi ragazzini insomma alla fine si possono sfogare e perché no anche avere delle soddisfazioni domani a livello anche più alto. Certo, perfetto. Siamo proprio in chiusura, io voglio ringraziare tutti gli ospiti ovviamente, gli amici a casa che ci hanno seguito e sopportato, ma penso che si siano divertiti come ogni domenica. Grazie a Enrico in regia, grazie a Gemma, grazie a Maurizio, grazie a Omar Costantini chiaramente che è l'unica persona tecnica qua dentro a parte gli ospiti. Tecnica tattica. Esatto. Ogni tanto voglio fare il serio. Ogni tanto fa il serio, è giusto così. Grazie a Eva, buona settimana. Hai visto, non ho neanche svelato cosa hai fatto ieri sera. Per quanto ci riguarda, se vorrete, noi saremo qui domenica prossima, ore 14, per un'altra grande puntata dell'altra domenica, il tuo Sport in Poltrona. Ciao a tutti, buona settimana, domenica, ciao!